Siamo con Enrico Bruttomesso, portavoce Europa Verdi in presenza, che ringrazio perché parleremo di sicurezza anche con lui, sicurezza stradale ma sicurezza della comunità. Saluto anche l'avvocata Angela Gargano, rappresentante Consorzio Autoscuole Salernitane. Benamente, grazie avvocata Gargano. Avvocato o avvocato che non sbaglio? Aspetta che chiedo. Va benissimo uguale, avvocato va bene. Va bene, grazie avvocato Gargano. Buongiorno e grazie a voi per l'invito. È una giornata importante oggi perché si parlerà proprio di sicurezza stradale. Qualcuno in questo momento se la sta dimenticando e sto parlando dei nostri governanti, perché basta vedere cosa sta succedendo nelle strade, i morti che abbiamo, motociclisti, automobilisti, pedoni, chi ne ha più ne metta. Perciò ci sarà, come vedete, questo grande convegno oggi venerdì 27 settembre 2024 alle ore 17 a Palazzo Rinaldi, ecco, organizzato dal Comune di Treviso con un grande però, con Andrea Dan, sicurezza stradale Emanuela, questo uomo che ha perso la figlia e da quel momento si è messo a disposizione della comunità per la sicurezza. Lo trovo importantissimo e trovo che se ne parli veramente poco, a parte i convegni, ma la realtà su quello che poi viene fatto. Allora partirei proprio da Enrico Bruttomesso, portavoce Europa Verde, perché? Perché noi abbiamo parlato con Cristina Guarda, che è europarlamentare, proprio l'ho messa in contatto con Andrea Dan perché quel giorno avevo ospiti tutti e due, per cercare di far passare questa legge importantissima che sarebbe l'airbag obbligatorio nelle motociclette. Ieri ho avuto anche il presidente di Motociclisti Incolumi collegato con noi e ha detto che sarebbe una cosa utilissima. Poi vedremo anche questa piccola intervista, perché ormai non se ne può più di morire in questa maniera sulle strade per una caduta, una semplice caduta, sì il casco, ma l'airbag sarebbe fondamentale. Cosa ne pensa Bruttomesso? Intanto grazie Michele, buongiorno ai telespettatori. Molto concorde. Il problema principale è comunque passare dai convegni ai fatti. Quindi è una cosa che in tutte le istituzioni praticamente pubbliche devono praticamente scalare dalla regione alle province fino ai comuni, diciamo, cominciare proprio a progettare e a migliorare sia la situazione stradale, sinceramente. Sai benissimo che noi siamo molto favorevoli nei centri città, per esempio, ai 30 km orari, proprio per un discorso di sicurezza dei pedoni, delle biciclette e anche delle motociclette. E colgo con l'occasione anche che ha citato Cristina Guarda e l'airbag delle moto, perché è molto importante. L'altro giorno è morto anche un ragazzo a Padova, proprio per una caduta, un piccolo incidente, però la caduta che poi è andato a sbattere sul marciapiede è diventata fatale praticamente, no? Queste sono situazioni in realtà che sono dolore di tante famiglie in Italia, sia per motociclisti esperti ma anche per motociclisti giovani, e secondo me proprio la sicurezza stradale deve andare su questo senso qua, quindi un po' meno di attenzione alle auto, un po' più di attenzione alla sicurezza per quella mobilità che è più a rischio, diciamo. Molto chiaro Bruttomesso, e grazie anche per il supporto che col suo intervento ha dato supporto a Andrea Dan per portare avanti l'airbag obbligatorio in motocicletta a livello europeo. Avvocato Gargano, però è una domanda che volevo farle, lei come rappresentante Consorzio Autoscuole Salernitane, ma in generale. Io ho avuto Gigi Pirollo che fa guida sicura con l'ACI, il quale dice che non sanno guidare. Le persone non sanno assolutamente guidare, i giovani non ne parliamo. Invece di usare, ecco, gli strumenti all'interno di queste automobili, che sono delle bombe veramente a orologeria se non rispetti quello che dovrebbe essere rispettato, che è anche il buon senso, però il problema suo dice questi non sanno guidare, bisogna fare più ore di scuola guida. Cosa dice lei, avvocato? Guardi, non posso che concordare, ma in realtà io credo che più che non saper guidare non si conosce il codice della strada. E questo io lo attribuisco innanzitutto al sistema di esame che vige attualmente e al fatto che
ci si concentra in modo particolare sul come superare l'esame e sul non come apprendere quelle che sono le norme da rispettare, ma le norme da rispettare, mi consenta di dirle una cosa prima di passare al guidatore, io passerei all'utente della strada, le norme da rispettare vanno imparate già da quando si è pedone e queste norme non possiamo pensare di insegnarle solo al 18enne o al 16enne che si appresta a guidare un veicolo. Io comincerei dalla base, comincerei ad una formazione responsabile prima che del conducente dell'utente della strada. Per quanto riguarda il fatto di dire delle ore obbligatorie, noi dobbiamo, oggi esiste la previsione di 6 ore di guida obbligatorie per coloro che conseguono la patente di guida di categoria B, quella per la macchina, diciamo, come comunemente tutti diciamo. Allora, qui è passato il messaggio che 6 ore siano quelle sufficienti e anche il candidato che si rivolge a noi per le guide ci dice noi dobbiamo fare 6 ore di guida. No, noi dobbiamo fare minimo 6 ore di guida, ma dobbiamo fare le ore di guida sufficienti per diventare guidatori esperti. Noi dobbiamo far capire alla gente che non sono le ore necessarie, ma sono quelle minime e siamo noi a dover stabilire. Questo nel mio piccolo cerco di farlo, ma il mio piccolo è troppo piccolo e purtroppo devo poi dire questi ragazzi sono poi sottoposti ad un esame. Quando l'esame viene superato, io non posso pensare che venga superato e l'allievo non è preparato. La preparazione di base è quella che dà l'autoscuola, la preparazione, la vera capacità di guida viene con l'esperienza, ma questa deve essere un'esperienza responsabile, cioè il conducente deve porsi alla guida in condizioni responsabili nel senso di sapere, deve rispettare dei limiti di velocità, deve rispettare il non bere prima di porsi alla guida, deve rispettare il non drogarsi. Sono tutte situazioni che oggi sono la causa principale di sinistri stradali. Quando io mi accingo a fare la lezione ai miei candidati, perché lo faccio spesso, è una cosa che mi piace fare, oltre che svolgere la professione, e lo faccio dicendo il fattore conducente, a mio avviso, è il primo se non l'unico che causa incidenti stradali, perché è vero, il fattore strada esiste, il fattore veicolo esiste, ma qualora il conducente sia un soggetto responsabile, non si pone alla guida di un veicolo che ha i freni che non funzionano. Qualora vi sia la strada dissestata e la velocità viene adeguata a quelle condizioni, allora il rischio di incidente diminuisce. È vero, avvocato Gargano, però è anche vero che io basta che ne trovi uno, un deficiente, uso proprio questo termine, che non rispetta queste regole, che non rispetta il codice della strada, anche se lo vede e vede la velocità in quel tratto oppure la pericolosità di quel tratto e va via, ecco, in maniera incredibilmente veloce oppure proprio disattento, perché guardiamo cosa stanno facendo, ne basta uno per fare una strada. Sì. E se io trovo quell'uno, basta, la mia vita è finita. Ha capito, avvocato, che qua bisogna veramente intervenire, io direi proprio con sanzioni ma molto forti. Non può essere che una persona ha ucciso 2 ragazze, 2 bambine si sono salvate per miracolo, 7 anni, ubriaco, scappato perché è scappato, ne ha fatto di tutti i colori, perciò la vita, io vorrei capire per la legge che valore ha la vita umana quando muori, 3 anni e mezzo e 3 anni e mezzo, queste mamme che non si danno pace. Cosa dice Bruttomesso? Ma la politica ha deciso di intervenire o ha deciso solo di blaterare, poi alla fine ci ritroviamo che l'omicidio stradale non sappiamo ancora cos'è, perché ripeto, 2 vittime e ho avuto la mamma ospite, 7 anni, ubriaco, scappato dal luogo dell'incidente, di tutto e di più. Prego, Bruttomesso.
Beh, sicuramente manca una grandissima politica di prevenzione. Mi aggancio a quello e concordo con quello che diceva l'avvocato, che bisognerebbe insegnare un po' prima le regole della strada alla cittadinanza, diciamo anche ai giovani e via dicendo, perché comunque ci sono delle regole da rispettare. Allo stesso tempo, secondo me, la parte politica, oltre a fare una grande prevenzione, dovrebbe anche lavorare molto bene sulle infrastrutture, perché tante volte un rallentamento e via dicendo potrebbe proprio evitare questi, diciamo, casi pericolosi, che sono delle persone che non hanno nessun riguardo delle regole, che non le rispettano e non gli interessa neanche rispettarle. Allora tante volte la prevenzione in questo caso qua non basterebbe, allora in questo caso qua le infrastrutture probabilmente potrebbero essere la soluzione migliore, diciamo, no? Quindi mettere in sicurezza zone di abitato e via dicendo, proprio con parlo di incroci pedonali, quindi che sono quelli rialzati, quindi un'auto è obbligata a rallentare. Il classico dosso ormai non serve quasi più, diciamo, no? L'Autovelox, vediamo che a livello nazionale hanno fatto una grande guerra per questo abbattimento da tutte le parti, e quindi mi pare che proprio la sicurezza stradale sia uno degli ultimi temi che si voglia affrontare tutto quanto. Quindi ben venga questo incontro pubblico qua, spero che sensibilizzi molti gli amministratori e chi partecipa proprio ad agire partendo dalla prevenzione, che secondo me è un primo passo e un minor costo, perché tante volte vedono le infrastrutture come una grande spesa, però serve poco a informare e formare i cittadini, dalle scuole fino anche alle autoscuole. Qua è bello. Allora, sentiamo prima Maurizio da Conserve, poi passiamo all'avvocato Gargano. Vai Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno Ciao. ai tuoi ospiti. Allora Mirella, come tante volte io dico, adesso c'è anche il signore presente, quello della strada. Allora, io ti dico che correndo per andare a lavorare col mio furgoncino che la ditta mi ha dato, ok? Io ti dico, Mirella, che vedo cose che non ho mai visto in tutta la mia vita, ovvero sorpassi che praticamente per sorpassarti si mettono vicino, adesso io parlo dei sub, vicino proprio a pochi centimetri, parlo dalla macchina, ti sorpassano come le frecce e mi sfiorano lo specchietto, perché più di qualche volta vedo queste cose. Allora io dico, perché non mettere dei severi, come posso dire, punizioni per questi sbandati, perché io li chiamo sbandati, perché non è possibile fare sorpassi azzardati in una strada dove c'è la striscia continua. Cioè, io mi domando, allora, a me mi hanno insegnato in autoscuola che non si sorpassa con la linea continua, ma purtroppo ormai la gente fa quello che vuole. Grazie Maurizio, sei stato chiarissimo, vado avanti. Buona se no non ce la faccio. Poi foro, allora sentiamo come risponde l'avvocato Gargano. Infatti avvocato, c'è qua il problema grande, è che ognuno fa quello che vuole. Io dico sempre, uno esce la mattina e si fa le proprie regole. Tanto qual è il problema? Forze dell'ordine per la strada pochissime, adesso ci sono in discussione anche gli autovelox, perciò pensate cosa sono riusciti a fare. Una segnaletica che è anche qua da discutere, avvocato, perché quando arrivi alle rotonde, non so da voi giù al sud, ma qua nel profondo nord è un bel problema, perché abbiamo 2000 cartelli, non sappiamo mai quale prendere. Se poi c'è la nebbia, sono scritti così non illuminati, qui non si vede niente. Capisci che sarebbe molto da discutere anche su quella che è la prevenzione, anche con una segnaletica efficiente, perché bisogna dire anche questo. Ma tutte queste rotonde servivano o si è fatto un bis brutto messo, sta scotendo un po' la testa? Ma io capisco rotonde, ma mi sembra che qua siamo ormai il paese delle rotonde, almeno qui da noi. Prego avvocato. Sì, guardi, allora la prima cosa che le voglio dire, mi voglio riagganciare alla questione delle sanzioni. Le sanzioni ci sono. Mi piace ricordare la frase di un grande giurista, diceva Beccaria, non l'asperità della sanzione, ma la certezza di essa. Il problema manca il controllo ed è qui che io vedo la non volontà delle istituzioni di partecipare attivamente alla prevenzione, perché il controllo sarà anche repressione, ma solo la paura di una sanzione certa è il vero deterrente a chi sorpassa con la striscia continua.
e qualora io avessi la certezza di essere sanzionato eviterei di farlo, perché oggi la patente è strumento di lavoro, nella maggior parte dei casi diventa necessaria proprio per la sopravvivenza. Ed ecco, il rischio di perderla per 3 mesi non lo posso correre tanto spesso. Questo per quanto riguarda la domanda che mi faceva sulla parte sanzionatoria. Le sanzioni esistono e che purtroppo non vengono applicate. Come lei diceva, l'omicidio stradale è stato introdotto perché non poteva essere ridotto ad omicidio colposo e non si poteva mai arrivare all'omicidio volontario. Però noi non siamo capaci oggi di tenere sulle strade un controllo serrato. Dico noi come Stato, perché mi sento di far parte di uno Stato che oggi non riesce a garantire quasi nulla. La strage stradale oggi è una strage che è considerata proprio poco, è presa sotto gamba, non si comprende che questa è una delle peggiori guerre perché non è fatta con le armi. Ed è lo Stato quello che dovrebbe garantire sia prevenzione che repressione. Quanto ai cartelli stradali e alle rotatorie, mi consenta di dirle una cosa. La vera, secondo me, situazione da prendere in mano è questa. Io non posso pretendere che una persona che ha sostenuto un esame 30 anni fa oggi si ricordi bene di tutta la segnaletica orizzontale, verticale, non può conoscere, non è tenuto ad andare a studiare da solo le novità normative e legislative. Perché allora, e questa è una proposta che le autoscuole avanzano da decenni, all'atto della scadenza non far fare un corso ai conducenti di aggiornamento, di rinfrescata di memoria? Le rotonde, le rotatorie in Italia sono cambiate negli ultimi anni e ancora c'è il problema di chi non ha capito come si effettua la rotatoria. Ma glielo posso assicurare che è proprio così, ha ragione perfetto. Non ritiro della patente, non ti ritiro, ma poi ti faccio un aggiornamento. Ma perché, avvocato, queste proposte veramente buone non vengono prese in considerazione? È quello che mi fa rabbia. Io devo dirti che le autoscuole si sono proposte più volte di fare questi corsi gratuitamente all'atto del rinnovo della patente a coloro che hanno questa scadenza e che invece di andare solo all'ASL, piuttosto che valutare solo i requisiti psicofisici, valutiamo anche quelli tecnici, anche semplicemente con il corso di aggiornamento. Io le dico che mi sto proponendo qui in Campania, in provincia di Salerno, sto proponendo agli istituti scolastici, sto proponendo al provveditore, proprio in questi giorni ne stiamo parlando, di dare la disponibilità per entrare nelle scuole, ma le ribadisco a partire dalla scuola dell'infanzia. Io devo insegnare a questi bambini come si attraversa la strada, che significato ha il semaforo quando è verde e quando è giallo, perché non lo sanno nemmeno gli adulti quando è giallo che significato ha. Io devo insegnare a questi ragazzini che si accingono a prendere il monopattino elettrico come funziona. Non va a sinistra il monopattino elettrico, va a destra. Ma glielo può insegnare, mi consenta di dirlo, non è un atto di presunzione. Solo chi ha sostenuto delle prove, ha studiato per diventare insegnante di scuola guida. Non me ne vogliano la polizia municipale, non me ne vogliano. Loro hanno un altro tipo di funzione, devono svolgere un altro lavoro. Quello dell'insegnamento tocca a chi questa materia l'ha resa pane quotidiano. E le posso garantire che noi insegnanti ed istruttori di scuola guida, perché faccio anche quello, ci formiamo e continuiamo la nostra formazione tutti i giorni, oltre che essere costretti a fare dei corsi ogni 2 anni. Allora devo interrompere l'avvocato perché sennò il tempo già vola e tante cose dobbiamo sentire, imparare questa mattina, ma soprattutto ascoltare. Abbiamo Rinaldo da Venezia, veloce Rinaldo, vai. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Questo discorso di incidenti, di questa roba che è andata presi in giro perché non c'è la volontà da parte del governo di mettere posto queste robe, perché è facilissimo. Quando che uno compra qualche omicidio stradale, innanzitutto ti recari la patente per sempre, non per 2 mesi, 3 mesi, capito? E dopo a fine paga tutti i danni in Vengaera. Cosa che fai? Che dica un buon avvocato, mi fa niente. Cosa che dai? 2 anni e dopo si fuori perché ma cosa stiamo a parlare? I dici fai strade, dove sei? Una volta che c'erano poche macchine
ed eri lì col tocco di legno che fermava, faceva. Adesso dove ti trovi in Vise? Neanche in comune. Guarda Rinaldo che stai facendo sorridere anche l'avvocato con questo intercalare veneto molto chiaro, grazie Rinaldo perché devo andare avanti, ma sei stato chiarissimo, mi fa piacere anche queste telefonate avvocato che fanno anche sorridere, diciamo nel serio c'è anche l'ironico. Allora cosa dice Bruttomesso di queste proposte che sta facendo anche molto chiare e poi si possono fare da domani, ecco, su questi interventi che dovrebbero fare le autoscuole nelle scuole? Sì, sinceramente non è la prima volta che la sento, proprio anche nella sua attività parlamentare, vi dicendo, avevo sentito le proposte delle scuole, non è la prima volta, da un po' di anni che lo fa, come l'ha giustamente ricordato l'avvocato, e concordo pienamente. Ovviamente non deve essere un obbligo che se tu non deve essere un ulteriore esame, basta solo anche il ragionamento tecnico, perché è fondamentale, veramente. Io adesso prendo per esempio i miei genitori, o parenti anche più anziani, vi dicendo, loro per esempio non sono nati con le rotonde, per loro è molto difficile, quindi anche proprio un aggiornamento tecnico sarebbe fondamentale e darebbe sicuramente un contributo anche sulla sicurezza stradale. Allora, visto che Bruttomesso è anche un rappresentante della politica, come si arriva alle rotonde, Bruttomesso? Spieghiamo allora, ecco, anche a quelli che sono a casa, sentiamo come spiega Bruttomesso come si arriva alla rotonda, poi sentiamo il parere dell'avvocato Gargano. Allora, si parte e si arriva alla rotonda? Sì. Come? Scusi. Spieghi come si deve arrivare alla rotonda, chi ha la precedenza, chi non ha la precedenza. Beh, ovviamente in precedenza c'è chi è all'interno della rotonda. Chi è primo. Non esclusivamente se sei a destra. Sì. Io dico sempre che abbiamo un grandissimo problema di progettazione, perché tante volte cosa capita? Capita che tu arrivi, hai 2 corsie di entrata e una corsia solo di uscita, senza nessuna segnaletica orizzontale che ti dice quale corsia prendere. Quindi tu ti trovi degli imbuti delle persone che ovviamente noi sappiamo benissimo che una rotonda, diciamo una rotonda classica a 4 vie, tendenzialmente è una strada principale e una strada secondaria che incrociano, e ovviamente la maggior parte, diciamo il 70% delle auto vanno via dritte, diciamo, no? Facciamo un esempio, si crea un imbuto. Chi è che poi dentro la rotonda, che all'interno della rotonda non ci sono neanche 2 corsie a diritti, vi dicendo, quindi noi progettiamo molto male le rotonde. Le abbiamo imparate dai francesi che le hanno inventate, ma le abbiamo gestite molto male. E quindi noi sui territori tante volte segnaliamo questa cosa qua, quindi cerchiamo almeno di indirizzare che se ci sono 2 corsie d'entrate, almeno ci sia una segnaletica orizzontale che obblighi da una parte e dall'altra. Questo gestisce un attimino anche chi ha poca esperienza di rotonde, anche a prenderlo in modo un po' più corretto. Sentiamo come commenta l'avvocato Gargano. Avvocato. Guardi, sicuramente non direi che il dottore prenda male la rotatoria, assolutamente no. Però guardi, le faccio un esempio proprio banale per dirle che neppure la nostra segnaletica è adeguata. Noi nella rotatoria troviamo il segnale di dare precedenza. Quel segnale lì, da sempre, da quando ho preso la patente anche il mio nonno, significa dare precedenza a destra e a sinistra, e lo mettiamo negli incroci dove c'è buona visibilità, perché posso non fermarmi e rallentare e all'occorrenza fermarmi. Nella rotatoria devo dare precedenza a sinistra, in realtà, solo a chi è nella rotatoria. Perché c'è quel segnale lì? Che confusione deve creare nelle persone se quello dice dare precedenza a destra e a sinistra? Allora evidentemente abbiamo messo quello perché non abbiamo un segnale che dice dare la precedenza solo a sinistra. Questo è solo un esempio per dirle, non abbiamo adeguato tutto. Facciamo la rotatoria europea perché la rubiamo ai francesi, vogliamo risolvere il problema dei semafori, ma poi non riusciamo a trovare un giusto adeguamento. E le ribadisco, chi ha preso la patente tanti anni fa e conosceva la rotatoria dove la precedenza va data a destra, cioè prima imbocco la rotatoria e poi mi fermo nella rotatoria, oggi si trova in serie difficoltà.
Ecco, avete capito, ecco la confusione che regna sovrana, lo dice la stessa avvocato, cioè abbiamo fatto delle cose ma abbiamo sbagliato. Io penso al monopattino, ma come si fa a mettere una strada un monopattino e poi accorgerti che ha bisogno di sistemi di sicurezza, il giubbino, il fanale, deve correre una certa velocità, capisce che qua c'è sempre il fai da te, intanto vai, poi vediamo, ah sì ma forse è pericoloso, allora prendiamo delle contromisure che vorrei capire ancora quali sono, perché non è che le vedo queste contromisure. Avvocato? Mi lasci aggiungere una cosa, al monopattino aggiungerei quelle sedie a rotelle motorizzate, si guidano perché quelli a mio avviso sono veicoli a motore e sono sulle strade al centro della carreggiata perché svoltano, ci mettiamo su delle persone anziane e quelle non le abbiamo proprio prese in considerazione. I monopattini almeno ne stiamo discutendo. Ha fatto bene a dirlo, avvocato, ha fatto benissimo e la ringrazio. Vedete che è importante di invitare ospiti che sanno quello che dicono perché sono competenti. Pubblicità. Grazie. Siamo con Enrico Bruttomesso, portavoce Europa Verde, e da Salerno collegata con noi l'avvocato Angela Gargano, rappresentante consorzio autoscuole salernitane. Allora Bruttomesso, quello che però noi vogliamo capire è che la politica deve intervenire, non c'è niente da fare, perché come dice giustamente poi alla fine nella stanza dei bottoni che si decide anche la mia incolumità, forze dell'ordine sempre meno, autovelox, e qua vorrei sentire anche l'avvocato, messi in discussione adesso, ma adesso vengono messi in discussione. Ma se il comune di Treviso, ha detto il sindaco che è stato denunciato, anche qua sarebbe da dirla, per ben 2 o 3 volte, ha detto ma la ditta mi aveva detto che erano omologati, cioè è scritto che erano omologati, ma allora andiamo a prendercela con chi li ha messi a disposizione e non ha guardato se c'era l'omologazione o meno, perché adesso è tutto sui sindaci, ma è proprio vero la colpa dei sindaci o anche loro stanno, perché tutti vogliono far cassa. Io non penso che sia proprio così, proprio per carità ce ne sarà anche qualcuno, non dico di no, ma che tutti quanti i sindaci vogliono far cassa con gli autovelox, e visto come si comporta l'utente, perché bisogna anche dirlo, io sarei molto dubbiosa. Prego avvocato. Sì, concordo, anche se poi purtroppo noi avvocati, adesso le parlo da avvocato, approfittiamo di tutte queste cose qui per proporre ricorsi su ricorsi e quant'altro. Però le dico che condivido poco il sistema dei comuni di fare repressione in questo modo. Lo condivido poco perché non condivido per esempio la necessità di dover avvisare il conducente che c'è l'autovelox. Io non lo devo avvisare perché poi lo costringo a frenare. Io devo poter sanzionarlo con questi sistemi di rilevazione a distanza della velocità senza avvisarlo. Gli deve arrivare il verbale, gli deve arrivare per come guida normalmente, non per come guida perché non ha visto il cartello che lo avvisava della presenza dell'autovelox. E quindi non ritengo la responsabilità esclusiva dei sindaci, anche se come diceva lei esistono comuni dove esclusivamente serve a far cassa, perché a questo punto direi vediamo se effettivamente i proventi delle violazioni al codice della strada così rilevate vengono utilizzati per migliorare poi le strade e le infrastrutture e la segnaletica, perché no.
Allora, per un'altra cosa però, avvocato, e lo dico anche a Bruttomesso, è da capire se vogliamo centrare l'obiettivo o no, se questa sicurezza stradale fa parte di un primo posto su quello che dovrebbero essere le iniziative del governo, perché poi è tutto là, perché noi passiamo sempre da comune, provincia, regione, Roma. Ecco, stanza dei bottoni, ma è proprio vero oppure si potrebbe fare qualcosa tutti insieme? Perché per fare prevenzione devi investire, deve avere i soldi per investire e non mi sembra che i sindaci che sono in prima linea su tutto, perché bisogna dire su tutto, abbiano questa possibilità. Abbiamo visto anche quei fondi del PNRR, tanti soldi, ma poi quando vai a vedere le divisioni non è, poi se sei fortunato a essere amico di, anche come sindaco forse riesci a avere qualcosa in più, perché funziona così, bisogna anche dirlo. Prego Bruttomesso, ma la politica sta a guardare o si decide veramente anche un'opposizione forte a far capire che così non si può più andare avanti, perché i morti dal lavoro, gli incidenti stradali, di tutto e di più non se ne può più? Beh, sicuramente c'è una politica sbagliata dell'azione. Faccio qualche esempio molto veloce. Continuiamo a costruire strade e non mettiamo soldi per migliorare ciò che abbiamo, non mettiamo soldi per mettere in sicurezza ciò che abbiamo. Fermo un secondo perché abbiamo la dottoressa Giuseppina Cassaniti, Presidente Nazionale Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. Grazie dottoressa Cassaniti per essere riuscita a fare anche questa telefonica. Oggi giornata importante con questo convegno. Abbiamo in presenza Enrico Bruttomesso, portavoce Europa Verde, e abbiamo anche la dottoressa Giuseppina, abbiamo l'avvocato Angela Gargano, rappresentante Consorzio Autoscuole Salernitane. Allora, appunto, Presidente Cassaniti, cosa ci vuol dire? Perché questo convegno importante, uno dei tanti che lei organizza in tutta Italia, perché è una persona tosta che sa anche muoversi molto bene, anche se lei trova molti paletti, perché sono nate tante di quelle associazioni che non riusciamo più a capire veramente. Invece Familiari Vittime della Strada è un'associazione riconosciuta a livello nazionale, ma soprattutto perché c'è una Presidente che sta cercando di portare avanti delle battaglie importanti e la guerra chissà quando la vinceremo. Prego Cassaniti. Sì, ascolti, vincere la guerra è difficile, ma combattere la guerra sì. Questa guerra, perché è una guerra per i valori, certamente non sono le guerre che si combattono oggi, sappiamo, tra i vari stati. Noi combattiamo delle guerre per affermare il valore della persona e indichiamo anche le strade giuste, cioè diamo le indicazioni giuste in quanto noi sopportiamo il peso umano della perdita di una vita. E quindi io ho avuto sempre l'idea che bisognava collaborare con le istituzioni perché hanno loro la responsabilità di risolvere i problemi, no? Di garantire l'attenzione ai diritti umani, quindi garantire la sicurezza, però non conoscono il peso umano del problema, sono più orientati al mantenimento del potere, quindi noi dobbiamo fare le nostre proposte, sensibilizzarle, collaborare con le istituzioni in maniera tale che loro possano esprimere quel ruolo nella maniera più integrale, più giusta, più corretta, cioè veramente rivolgere l'attenzione alla soluzione dei problemi. Questa indicazione noi non possiamo perderla perché io ho questa chiarezza personale, nel senso che la mia vita l'ho impostata così, cioè bisogna avere degli obiettivi e bisogna impegnarsi per raggiungerli. Nella nostra associazione l'obiettivo è fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti. E vedendo che questi obiettivi a livello centrale, cioè quando noi facciamo delle proposte alle istituzioni a livello centrale, c'è piuttosto sordità. Ecco, allora ho pensato di organizzare la sfida della FVS rivolgendo l'attenzione al territorio nel quale noi esprimiamo il nostro impegno, nel quale noi viviamo e quindi noi nei territori, dal momento che facciamo parte di uno Stato di diritto e democratico, abbiamo tutte le istituzioni con le quali poi ci possiamo interfacciare, mentre quando noi mandiamo le comunicazioni ai nostri decisori al centro, poi le risposte non ci sono. Ecco, per cui viviamo in una dimensione di democrazia e però poi manca questo collegamento, perché io le comunicazioni le ho mandate, le proposte le abbiamo fatte, eccetera, però poi magari non siamo del tutto soddisfatte per quanto riguarda poi le decisioni che vengono prese.
Ecco, e allora rivolgendo l'attenzione al territorio e creando una sinergia tra noi e il territorio e condividendo l'obiettivo da raggiungere, che è quello di fermare la strage, e quindi noi dobbiamo condividere che sulle strade delle nostre città non è giusto che le persone vengano uccise. Cioè, io vorrei chiedere alle istituzioni del territorio, ripeto, io ho pensato di concentrare come sfida dell'FVS, concentrare l'attenzione al territorio per raggiungere l'obiettivo 0 vittime sulle strade delle nostre città. Ecco perché dobbiamo sviluppare questa consapevolezza che noi facciamo parte del territorio, noi siamo in relazione con il territorio, i problemi del territorio ci appartengono e quindi ci interrogano, anche noi dobbiamo impegnarci perché si risolvano, e quindi dobbiamo muoverci in maniera tale che organizzare, diciamo, il progetto necessario per raggiungere l'obiettivo, cioè dobbiamo essere intestarditi e fermi sul fatto che abbiamo un obiettivo e lo dobbiamo raggiungere. Poi magari sappiamo che ci sono gli imprevisti, non si raggiunge, eccetera, però il riferimento deve essere quello, 0 vittime sulle strade delle nostre città. Questo è quello che vorrei dire magari oggi pomeriggio, ecco, cioè sensibilizzare in questo modo le persone e sa come si può fare questo, se noi riflettiamo su noi stessi. Noi dobbiamo capire qual è il significato della nostra vita nel mondo e che cosa siamo come persone. Quindi dobbiamo scoprire quella carta di identità interiore che ci porta ad essere consapevoli di noi stessi e quindi di non tradire vivendo il significato della nostra vita. Che poi alla fine tutti noi lo sappiamo, però ce lo dimentichiamo forse. Il significato della nostra vita è nelle scelte che facciamo e quindi noi possiamo scegliere per il bene o per il male, per la vita o per la morte, per la verità o per la menzogna e così via. E quindi ci qualifichiamo o ci squalifichiamo attraverso le scelte che facciamo. Ecco. Allora, sentiamo anche come commenta la dottoressa Cassaniti anche l'avvocato Gargano, le sue parole, poi sentiamo anche Bruttomesso. Allora, avvocato Gargano, cosa vuole dire alla Presidente Cassaniti? Ecco, queste parole molto importanti, bisogna muoverci, ognuno deve mettere la propria goccia, ecco, nell'oceano, e vedrete che ce la faremo, però bisogna mettercela questa goccia, bisogna muoversi, parlare, fare. Prego, avvocato. Io innanzitutto saluto la dottoressa Cassaniti, con la quale ho un rapporto quasi quotidiano, perché ci confrontiamo spesso, e come autoscuole della provincia di Salerno, ma anche io personalmente faccio parte dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada e cerco di starle vicino per quello che sono le mie competenze. Io non posso che concordare con lei, e anche come avvocato non posso che essere con lei concorde nel dire che non c'è giustizia per chi non c'è più e non c'è giustizia per chi è rimasto. E con lei abbiamo spesso parlato, e qui lancio un altro tema, delle facoltà che ha la persona offesa nel processo penale, che sono pari a 0 quando poi c'è un patteggiamento o altro. È proprio sulla base di questo suo discorso di voler, a questo punto, visto che le istituzioni centrali non rispondono, proprio sulla base di questo, ecco, stiamo concentrando ognuno su una città, su una regione, un intervento che possa portare, anche se non riusciamo a 0, ma a diminuire notevolmente la strage stradale. Io con lei, e grazie a lei perché è una persona meravigliosa, mi sto battendo per raggiungere qualche risultato. Sono mamma anch'io, e se riuscirò nella mia vita, nel mio percorso, a dare un contributo anche solo di poter, non dico salvare, ma di poter educare una classe, una generazione, allora credo di aver raggiunto un obiettivo nella mia vita importante. Ma sentiamo anche cosa vuole dire Enrico Bruttomesso alla Presidente Cassaniti, dopo aver sentito anche l'avvocato Gargano. Ecco, questa Presidente che non è facile neppure per lei, perché anche lei trova molti paletti, ma sta cercando di andare avanti con delle battaglie molto toste, essendo nel territorio, metterci la faccia, parlare, discutere. Prego. Sì, beh, certamente i miei complimenti per il discorso dell'iniziativa e proprio per il tema di andare sul territorio. È molto importante sensibilizzare soprattutto le istituzioni territoriali. Noi sappiamo che legislazioni sono a vari livelli, nazionali e alcune regionali, vi dicendo, e è difficile far passare delle proposte, vi dicendo. Vedo noi come partito in opposizione, ovviamente molto piccolo, in Parlamento italiano facciamo molta fatica a fare delle proposte che poi vengono accettate. E quindi
quindi ovviamente poi dai governi principali, cioè da chi governa, prima un partito o l'altro, non importa, diciamo che sono un po' miopi su questo tema. E essere sul territorio vuol dire proprio sensibilizzare, vuol dire proprio che si spera che le istituzioni del territorio possano, perché hanno anche i territori, non servono solo le leggi nazionali, ma serve anche la pianificazione urbanistica territoriale per tutelare le persone, vi dicendo, soprattutto nelle città. Io considero sempre le città che dovrebbe essere un mondo per i pedoni. Dovrebbe essere così, perché città in 10-15 minuti a piedi si raggiunge quello che si vuole nel centro città, e a me vedere un ragazzo che per andare a scuola in motorino sarà una fatalità, vi dicendo, una disgrazia, però muore per andare a scuola, è una bruttissima cosa. Allora, Presidente Cassaniti, oggi si parlerà anche con Andrea Dan, perché è nata qua questa idea di fare questo convegno che poi il Comune di Treviso l'ha organizzata, perché quella mattina avevo Andrea Dan e avevo l'assessore Andrea De Checchi ospiti, ed è nata l'iniziativa perché appunto si parlava di airbag, questo airbag obbligatorio nelle motociclette, e Andrea Dan sta cercando di portarlo avanti a livello europeo anche con Cristina Guarda, che è stata ospite anche lei, oggi abbiamo un po' brutto messo, ma soprattutto ecco, far capire l'importanza di questa proposta. Ieri ho avuto ospite il dottor Guidarini, appunto presidente associazioni motociclisti incolume, e ha detto che è importantissima questa cosa. Ecco, vuole sentire cosa ha detto Guidarini? Sentiamo cosa ha detto il dottor Guidarini. Prego. Guarda, anche l'altra sera mi fermarono di notte, io tornavo da una cena, l'alcolemia era 0 perché mi hanno controllato, mi hanno fatto l'alcol test, io l'ho ringraziati, si sono stupiti quelli della polizia locale, mi hanno ringraziato loro, si sono stupiti, è la prima persona che ci ringrazia. Io sono contento che facciano l'alcol test, perché quando viaggio in macchina la notte, se viene un ubriaco e mi viene nella mia corsia, rischia di ammazzarmi. È bene che venga fatta prevenzione. Quindi in Italia c'è un concetto distorto, certe volte le forze dell'ordine vengono viste come una cosa di oppressione, invece no, quando fanno i controlli il controllo è la salute delle persone civili, questo ecco, è quanto, e questo vale anche con la moto. Ovviamente io corro in moto, le gare si fanno in pista, si fanno in autodromo, non si fanno per le strade, e io faccio 70.000 km all'anno con la macchina e 40.000 con la moto, quindi anche per strada è bello farlo turisticamente, però quando si va a correre si corre in pista. Allora, sicuramente l'airbag è sicuramente un livello di sicurezza moderno, utilissimo. Io faccio un campionato italiano, si chiama Civ Classic, e corro con l'airbag, perché ogni invenzione nuova sulla sicurezza non deve essere trascurata. È più importante di avere una moto performante, anche se è una moto da corsa, però un casco di alta qualità e un airbag è utilissimo. Noi abbiamo con la mia associazione, l'associazione motociclisti incolume, avevamo dei fondi e abbiamo organizzato due bellissime manifestazioni l'anno scorso a Misano Adriatico e a Coriano, il paese di Marco Simoncelli, e abbiamo regalato i paraschiena agli scooteristi delle medie. Grazie alla collaborazione splendida, e veramente proprio ci hanno aiutato tanto anche economicamente, perché hanno un costo, l'Alpine Stars ci ha dato una grandissima mano, però diciamo questo evento vorrei che avesse anche un riscontro, avesse anche un seguito. Abbiamo regalato 150 paraschiena appunto dell'Alpinestar a 150 ragazzi delle medie, quindi scooteristi di Misano Adriatico, e 150 paraschiena circa agli scooteristi delle scuole medie di Coriano. Tra l'altro a Coriano anche il sindaco è stato bravissimo, si è messo a distribuire i paraschiena anche lui, perché io inizierei già ad educare i ragazzini con lo scooter a usare il paraschiena. Quando poi diventeranno motociclisti automaticamente capiscono l'importanza delle protezioni e sicuramente compreranno l'airbag. Allora, in Italia mettere una cosa obbligatoria certe volte viene vista come una sorta di obbligo, no? Però ecco, il paraschiena o addirittura l'airbag, per chi va in moto è un po' come il casco. L'airbag è un giacchetto che vede, guardi, questo è il mio, quello che è un giacchetto che si indossa
vede così, e in caso di urto si gonfia tutto e ripara la colonna vertebrale dai traumi toracici, quindi torace, addome, quindi traumi dell'addome, quindi traumi della milza che sono pericolosissimi in traumatologia, ma anche del fegato, degli organi interni, cioè non è l'airbag quello della macchina, gli airbag nel MotoGP i piloti cascano a 300 all'ora e si rialzano grazie anche all'airbag, a un casco, ovviamente la tuta, però in strada, soprattutto in un urto contro un'autovettura, contro i guardrail che sono pericolosissimi. Io non mi stancherò mai di invitare le amministrazioni serie che vogliono veramente il bene dei propri utenti della strada, quindi ragazzi giovani e anche meno giovani, a fare i guardrail con le protezioni inferiori. Basta guardrail ghigliottina, quelli con i paletti. Ecco, un airbag può riparare tanto anche in caso di una scivolata banale, anche a 50 all'ora. Pensate che a 50 all'ora 40 all'ora, 40 km/h in fisica sono 11 metri al secondo, andare contro il paletto di un guardrail ghigliottina, come purtroppo si vedono tanti nelle nostre strade, non lascia possibilità di salvezza. Con l'airbag ci sono 10 volte più probabilità di salvarsi. Quindi io invito le amministrazioni a mettere guardrail moderni, come hanno in tutta Europa, Francia, Spagna, Germania, guardrail con la protezione continua salva motociclisti, e i motociclisti a usare tutte le migliori protezioni, quindi un buon casco integrale, un airbag, come appunto si può vedere questo qui, che è un eccellente airbag, ma anche altre marche, basta che superino i controlli della Comunità Europea, sono prodotti eccellenti che salvano la vita. Allora, Presidente Cassaniti, ha sentito che ha un alleato anche forte, lui oltre un medico e un traumatologo, perciò sa di quello che parla, perciò è molto importante anche questo airbag. Prego, Presidente Cassaniti. Sì, comunque no, secondo me è una cosa molto importante, cioè le protezioni ci devono essere perché bisogna pur salvare la vita, perché gli imprevisti ci sono. E bisogna puntare anche sull'altro tasto della formazione, cioè bisogna capire che la velocità veramente è causa di morte, e quindi essere un po' controllati nell'uso dei mezzi di trasporto, perché con i mezzi di trasporto noi trasformiamo i connotati del nostro corpo. Come diceva chi mi ha preceduto, a un certo punto si perde la vita, insomma, e quindi dobbiamo puntare sui mezzi di protezione sicuramente, e poi principalmente sulla formazione, cioè far crescere quella consapevolezza dell'autodeterminazione personale, e che noi effettivamente rispondiamo delle scelte che facciamo, cioè scoprire la propria carta d'identità interiore, cioè l'uso della libertà che noi facciamo. La libertà si convalida nella scelta, può essere libertinaggio o effettivamente un impegno per promuovere i valori. Grazie. Noi dobbiamo essere consapevoli di tutto questo. Grazie veramente, Presidente. Complimenti per quello che sta facendo, portando avanti, anzi è arrivata dal sud al nord per portare avanti anche con questo convegno la sua importante voce, perché rappresenta una delle istituzioni ormai come Associazione Familiari Vittime della Strada, penso che abbiano le carte tutte in regola per essere ascoltati. Grazie veramente, Presidente Cassaniti, e buon lavoro, grazie. Allora sentiamo anche l'avvocato. Grazie a lei. L'avvocato Gargano come commenta le parole del dottor Guidarini. Sì, è vero, però se io a scuola imparo bene, poi vado a casa, mia mamma mi fa passare col rosso, ecco, fa di tutto e di più quando sale in macchina, o mio papà, tutto quello che io ho imparato si scioglie come neve al sole, perché i bambini poi sono i riferimenti, i genitori, e forse dobbiamo educare anche i genitori. Io manderei a scuola genitori e figli, farei proprio delle ore assieme, non divisi, proprio assieme al pomeriggio magari, visto che molti si annoiano, lo andiamo a scuola magari anche con l'avvocato Gargano. Cosa dice, avvocato? Assieme, non divisi? Sì, assieme, divisi, ma io vorrei condividere un termine che ha utilizzato il dottore: educazione, perché prima di educazione stradale dobbiamo parlare di educazione civica, che è quella che viene dalla famiglia, perché se la famiglia non è educata non può trasferire alcun tipo di educazione. Però purtroppo non tutti i bambini decidono in quale famiglia nascere, e allora cerchiamo noi istituzioni e magari associazioni, enti di formazione
di sopperire laddove manca una educazione familiare, stradale, civica, chiamiamola come vogliamo. Diamo a questi bambini, visto che gli diamo la possibilità e l'opportunità di andare a scuola, diamogli l'opportunità di avere un'educazione oltre che civica, anche stradale, e anche insegnargli il rispetto per la propria vita. Allora abbiamo in linea Andrea Dan, grazie Andrea di aver chiamato, ecco l'importante è la sua voce, questo uomo che sta veramente facendo della propria vita una battaglia per la sicurezza stradale a 360 gradi. Prego Andrea. Buongiorno e grazie dell'invito. Eccomi, anzi ci saremo questa sera alle 5, anzi colgo l'occasione anche perché è un incontro pubblico per cui è aperto non solamente alle associazioni ma anche ai privati, anche alle famiglie. Io volevo invitare anche i giovani che possono essere anche portavoce anche nei propri coetanei di iniziare a parlare proprio di prevenzione stradale. Questa sera noi alle 5 con questo incontro con le varie istituzioni daremo a mano una nostra mozione per poter cercare come obiettivo salvare le vittime vulnerabili, i motociclisti, per cui abbiamo già pronta, la depositeremo questa sera, una mozione che spero che quanto prima nel prossimo ordine del giorno del Consiglio Comunale di Treviso venga unanimemente votata e poi a mano poter andare a Bruxelles e presentarla direttamente alla Presidente Ursula von der Leyen. Grazie Andrea Dan, molto chiaro, ti ringrazio per questa guerra che stai cercando di combattere assieme anche a tante altre associazioni. Abbiamo creato anche le associazioni, abbracciano le associazioni, quelle che non sono mai ascoltate, che sono tenute fuori dai tavoli di concertazione, non si sa perché, però noi siamo riusciti a fare questo, siamo più di 30 associazioni. Allora Bruttomesso, come commenta sia le telefonate che abbiamo sentito, ma soprattutto anche quello che emerge dalla politica? La politica deve dare delle risposte, le risposte ci sono, grazie alla scienza e alla ricerca abbiamo una tecnologia incredibile, guardate che strumenti abbiamo. Pensate che se il dottor Guidarini ieri non faceva vedere cos'è l'airbag per le moto, qualcuno pensava che l'airbag fosse nella moto. Io dico, ma se uno cade cosa fa l'airbag? Capite l'importanza di vedere, di far vedere, qui mai non si vede mai niente. Prego Bruttomesso. Beh, sicuramente come porta avanti l'offerta di Cristina Guarda che in Parlamento europeo porterà avanti la proposta per l'airbag ai motociclisti, meglio dire ai motociclisti che non alle motociclette, certo. Quindi si capisce un po' meglio. È sicuramente l'innovazione tecnologica che non è di oggi, ha già qualche anno e che ovviamente viene sottovalutata molto probabilmente. Sarebbe anche magari si potrebbe anche abbinarla alla moto che si acquista, tra virgolette, si può dire anche, no? Ecco, però questa qua è una cosa che deve decidere qualcuno più in alto di noi, diciamo. E prevenzione. La strada sicuramente maestra. La prevenzione che vada, come diceva benissimo l'avvocato, il termine educazione sui ragazzi più giovani e via dicendo. Poi sicuramente l'utente di mezzi di trasporto, di chi guida, in qualsiasi livello, quindi lavorare sulla formazione e sugli aggiornamenti soprattutto, ma proprio io spero che in questo convegno qua venga fuori anche che la pianificazione urbanistica delle città è importantissimo quello, perché è come è la via di comunicazione, la strada, diciamo, che deve essere pianificata in un certo modo perché non ci possono essere pazzi scatenati. La strada maestra e via dicendo. È vero? Prevenzione e urbanistica secondo me sono le due, limiterebbe un po' i danni che fa l'utente sui mezzi. Allora sentiamo come ci saluta anche l'avvocato Angela Gargano, che ringrazio tantissimo, essendo rappresentante consorzio autoscolare Salernitana. Avete visto come ho mischiato bene, ecco, le varie regioni per far capire che è un problema che riguarda tutta l'Italia, non solo il nord o il sud o il centro, riguarda tutti. Prego avvocato. Allora io innanzitutto la ringrazio prima di salutarla e poi approfitto della sua trasmissione per lanciare un ulteriore monito, lo faccio spesso,
di dire al governo, quello attuale, quello futuro, qualunque esso sia, che ci sono delle persone disposte e disponibili a dare una mano, perché solo chi vive determinate condizioni e ne conosce bene tutte le sfaccettature può essere veramente di aiuto, e quindi abbiano il buon senso di aprirsi a chi intende dare una mano, non per avere un posto su una poltrona, ma per dare un contributo al miglioramento della vita e quindi al salvare una vita umana, perché è quello che si cerca di fare per evitare che poi si debba appartenere ad un'associazione per i familiari di vittime della strada. Apparteniamo a delle associazioni che siano prevenzione. Lo sa, Avvocato, cosa abbiamo fatto noi proprio con associazioni? Le associazioni abbracciano le associazioni, sono più di 30 associazioni. Abbiamo chiesto un incontro alla Premier Giorgia Meloni, visto che dice sono Giorgia, sono una di noi, è una mamma. Noi rappresentiamo anche molte mamme purtroppo che hanno perso i figli come voi, naturalmente, di metterci assieme, di vedere, ecco, di creare un incontro. Spero di avervi al nostro fianco, perché stiamo facendo una battaglia importante, mamme da nord a sud, perciò le ho coinvolte tutte, per cercare di far capire che la politica deve battere un colpo, non c'è niente da fare. Queste mamme hanno diritto di avere giustizia, hanno perso i loro figli. Pensate, la cosa più importante del mondo non sono più le stesse, la famiglia non è più quella che era, perciò io la prego, Avvocato, di portare avanti anche questa importante, se si potrà fare questo incontro con la Premier, per capire veramente, siccome è sempre lei che ci mette la faccia, e mi sembra che nel partito sia votata lei più che il partito, perché è forse quella che si fa sentire di più, e perciò io penso che lei, come mamma, come donna, come Premier, deve dare una risposta a questi familiari che non ne possono più di queste leggi che ci sono ma non vengono applicate, oppure leggi a discrezione. Perciò io la prego di starci vicino, di portare avanti insieme noi questo incontro. Assolutamente, per me sarà un piacere e un onore mettere a disposizione vostra e della collettività quel poco che è il mio sapere in questo campo, e quindi sarò sempre a fianco alle vostre iniziative quando sono dirette in questo senso. Grazie, grazie Avvocato. La diamo la parola a Antonio, veloce Antonio, perché hai chiamato che ero fuori. Vai Antonio. Sì, pronto, buongiorno Mirella. Buongiorno. A tutti gli ospiti. E buongiorno anche a tutti gli automobilisti, va benissimo. Guarda Mirella, io ho una macchina che è un gioiello, ha solo il volante, il freno e i pedalini e basta, non ha altre robe che distolgono l'attenzione dalla guida. Purtroppo entro in certe macchine dei miei amici, mi sembra di volare, mi sembra di essere su un aereo, la centralina, il digitale e tutte queste storie che... Ma la macchina mi serve per andare a lavorare, ma per quale motivo che tu mi fai una macchina che mi sembra che vada via da sola, e le telecamere, la retrocamera e tutto qua? Ma che cosa serve tutte queste robe qua? E logicamente ti distoglie l'attenzione dalla guida, perché se io ho la mia macchina che ha solo il volante, il freno e le marce e basta, e sono costretto a guardare cos'è che vedo solo la strada. Allora, cosa servono tutte queste Grazie Antonio, sei stato chiarissimo, mi fa piacere, perché il buon senso... Bene, grazie, vi ringrazio. Grazie Antonio, hai visto che hai fatto sorridere l'avvocato, ma ti dava ragione. Ma cosa servono tutte ste robe? Alla fine poi se si rompe anche la macchina devo lasciarla là, perché devo chiamare il caro attrezzi, perciò è inutile anche questa pratica, devi sapere il motore, conoscere il motore più guida. Allora io ringrazio veramente l'avvocato Angela Gargano di essere stato con noi, spero che Enrico Bruttomesso si fermi un po' nella seconda parte, se non deve proprio scappare, perché ci sarebbe un altro ospite importante, vorrei dialogare, visto che abbiamo la fortuna questa mattina di averli. Perciò grazie veramente Avvocato, ci sentiamo presto. Grazie. Pubblicità, grazie a lei Avvocato, grazie. Salve.
presento altri graditi ospiti, abbiamo sempre in presenza Enrico Bruttomesso, si fermerà un pochino perché ha piacere di salutare gli altri ospiti, che abbiamo collegato l'ingegnere Leopoldo Comparin da San Donà di Piave, perito forense, componente comitato scientifico Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, e abbiamo anche Pietro Bean da Padova, consigliere comunale delegato alle politiche giovanili di Padova, Partito Democratico. Buongiorno. Grazie Bean, non so se ha seguito qualcosa della prima parte, abbiamo parlato di questo convegno importante che sarà fatto a Treviso oggi pomeriggio sulla sicurezza stradale, per cercare anche di portare avanti l'airbag obbligatorio a livello europeo sulle motociclette, nelle tute dei motociclisti, perché qua bisogna non fare confusione, nessuno sapeva cos'era l'airbag per le moto. Cosa ne pensa? Partirei proprio da lei, Bean, di far capire l'importanza della sicurezza visto i morti con le motociclette che abbiamo avuto. Prego. Beh, sicuramente lavorare sulla prevenzione degli incidenti e quindi diffondere una maggiore consapevolezza dei pericoli che si possono attraversare guidando, non solo per se stessi ma anche per i pedoni, per chi va in bicicletta, è fondamentale, anzi è più importante che innalzare le pene e le sanzioni. L'abbiamo visto, è stato inserito qualche anno fa l'omicidio, il cosiddetto omicidio stradale, cioè delle aggravanti in caso di omicidio colposo condotto guidando una macchina, che è il caso più grave di incidente stradale, la conseguenza più grave che può derivare da un incidente stradale. Però l'innalzamento e l'inasprimento delle pene e delle sanzioni non ha portato, che io sappia, magari mi sbaglio, sono dati che andrebbero conosciuti un po' meglio, al momento non mi ricordo, ma non ha portato, se non sbaglio dottoressa, a una diminuzione degli incidenti stradali e delle morti, anzi vediamo che questi magari aumentano, e quindi bisogna chiaramente lavorare maggiormente sulla prevenzione. Tra l'altro recentemente, o meglio questa mattina, leggevo sul giornale che nella mia città ci sono stati degli studenti che sono morti in degli incidenti stradali, se non sbaglio davanti vicino una studentessa che doveva andare all'istituto selvatico, è stata purtroppo colpita da una macchina in corsa. La dinamica non mi è chiarissima, ma è un evento assolutamente tragico, ed è una cosa che era già successa anche per un altro studente in Via delle Cave che doveva recarsi all'istituto Marconi. Ebbene, di fronte a queste morti anche tragiche, totalmente ingiuste, per cui facciamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie, ci troviamo noi che amministriamo le città, ma tutti e tutte coloro che hanno una responsabilità istituzionale, ma anche i cittadini e le cittadine, dobbiamo porci una riflessione, e cioè che forse il tema non è la viabilità, l'inasprimento delle pene, ma che proprio c'è un utilizzo dei mezzi molto spesso scorretto dal punto di vista culturale, una noncuranza di quelle che sono le regole, un'esagerazione dell'utilizzo dei mezzi dal punto di vista della velocità anche nei centri abitati, o un utilizzo sbagliato anche la sera, magari anzi più delle volte mettendosi alla guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione. E quindi lavorare sulla prevenzione, favorire una cultura dell'attenzione alla guida, soprattutto per chi ci sta a fianco o chi è sulla carreggiata e non è protetto perché magari è a piedi o in bicicletta, è fondamentale. Chiaro che se poi ci sono politici di rilievo nazionale, come ad esempio il noto giornalista e consigliere regionale di Fratelli d'Italia in Lombardia, Vittorio Feltri, che dice che i ciclisti gli stanno simpatici solo quando vengono tirati sotto, è chiaro che non si favorisce una cultura dell'attenzione all'altro, alle altre persone nella strada, ma anzi si banalizza la violenza, e in questa maniera si sdoganano certi comportamenti che invece più che repressi vanno estirpati dalla nostra società. E vanno andiamo a vedere anche questo servizio che lei ha appena citato, questa ragazza investita proprio a Padova. Un grande abbraccio, come dice il consigliere Bean, questa famiglia che non si riavrà mai da questo lutto terribile che purtroppo è successo. E poi sentiamo cosa ne pensa l'ingegnere Leopoldo Comparin. Allora andiamo a vedere il servizio della ragazza investita a Padova.
Ragazza investita a Padova. Muore ragazza investita a Padova. I segni gialli sull'asfalto ancora una volta raccontano di una giovane vita spezzata. A distanza di soli 2 giorni dalla morte di Alessandro De Marchi, 18enne di Mestrino, in un incidente stradale mentre andava a scuola, Padova piange un'altra giovane studentessa. Sofia Gambato, 17enne, di Campodarsego, morta 5 giorni dopo essere stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada per entrare a scuola al liceo artistico selvatico di via Belzoni. Le condizioni di Sofia si sono aggravate nelle ultime ore e nella notte è stata dichiarata la morte cerebrale. La 17enne sabato mattina è stata urtata dall'auto di un dipendente dell'università che stava andando al lavoro. Lei invece stava attraversando la strada. L'impatto violento scaraventato la giovane sull'asfalto. Nonostante i soccorsi immediati arrivati dal vicino ospedale, la ragazza non ce l'ha fatta. Gravi lesioni provocate dal trauma cranico e dopo 5 giorni il tragico epilogo. In via Belzoni, dopo la notizia della morte di Sofia Gambato, sono comparsi tantissimi cartelli che avvertono gli automobilisti di rallentare per il passaggio degli studenti, a chiedere agli operatori scolastici di appenderli lungo la via, sempre molto trafficata, i genitori della minorenne distrutti dal dolore. Sofia faceva parte dei gruppi scout e in questi giorni c'erano state per lei veglie di preghiera. Il sindaco di Campodarsego, in segno di lutto, ha deciso di sospendere tutti gli eventi previsti nel fine settimana per la festa dello sport. Abbiamo in linea Belluno, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno Mirella. Seguo la sua trasmissione e pazientemente sono riuscito a prendere la linea. Io ho la patente da 50 anni, ho fatto 5 incidenti dove sono stato regolarmente tamponato per 5 volte e questo qui dovrebbe già far stare alla distrazione, che secondo me è la cosa principale, al di là dei telefonini, perché i telefonini 20-30 anni fa non c'erano, ma la distrazione è sempre presente ed è aumentata con i telefonini. E qui purtroppo secondo me le pene non sono abbastanza severe. E poi io abito qui a Belluno e purtroppo devo segnalare che le forze dell'ordine, che sarebbero quelle che dovrebbero insegnare agli altri o controllare gli altri ad andare per strada, purtroppo io ho avuto 2 brutte esperienze proprio incrociando macchine dei carabinieri. Una macchina dei carabinieri che entra in rotonda senza sirene, senza luci, senza dare la precedenza, perché io quando sono nella rotonda ho la precedenza. Non posso vedere una macchina dei carabinieri che si butta dentro la rotonda a tutta velocità facendomi frenare a me. Molto chiaro, devo andare avanti, sei stato chiarissimo, perché se tanti ospiti vorrei sentire, grazie, comunque salutiamo anche Belluno questa mattina. Allora, ingegner Comparin, cosa dice? Sente, le persone sono arrabbiate, ecco, io ho avuto questi incidenti non per causa mia, ecco, come commenta anche quello che ha sentito ingegner Comparin, e grazie di essere qui anche lei oggi a questo convegno importante a Treviso, in Piazza Rinaldi, prego. Intanto buongiorno, do una nota sul mio titolo professionale, sono un perito, ma iscritto all'ordine dei periti, ma non importa. Allora, intanto volevo complimentarmi con lei, con la trasmissione, perché effettivamente è riuscita a unire le associazioni, ma anche diversi pareri. Prima ha fatto una battuta, perché l'ho seguita un po' anche prima, grazie al Sud che sta insegnando al Nord. Io le do un dato, sia come diciamo membro del comitato scientifico dell'associazione, ma la mia professione, io sono un perito CTO, quindi ho visto tanti morti purtroppo e elaboro perizie ricostruttive, e quindi mi è utile capire, per capire dove sono effettivamente le cause che causano incidenti. Ecco, poi io vorrei spiegargli un po' qual è il fattore, secondo me, che può essere la causa principale degli incidenti. È vero, il Sud, devo dirlo, sta insegnando al Nord. I dati di morti, dati Istat, ce li ho qua, il Veneto ha nel 2023 6,4 morti ogni 100 abitanti, la Sicilia 5,0, la Calabria 5,9, la Puglia 6, la Basilicata 5. Quindi, voglio dire, questi non sono dati campati in aria, sono dati rapportati ogni 100.000 abitanti, quindi si muore di più in Veneto, e questo fa capire che manca
una politica, quella che noi chiamiamo il safe system, cioè una sicurezza di sistema. Infatti, oggi che ho l'onore di essere invitato a questo seminario, a questo convegno importante, parlerò proprio di questo, cioè del Piano Nazionale di Sicurezza Stradale, che è stato totalmente disatteso da tutti i governi, perché la sicurezza non è né di destra né di sinistra, la sicurezza è di tutti. Molti sono madri, papà di figli morti, non le posso dire cosa mi dice un genitore quando viene nel mio studio per capire perché è morto suo figlio. E quando analizziamo le cause di incidente si capisce che bastava un qualcosa per salvare la vita a una persona. È vero che la responsabilità, il 90% degli incidenti sono causati dal fattore umano, ma dobbiamo dire che c'entra molto anche il fattore infrastrutturale e il fattore macchina, cioè il fattore prodotto, quindi moto, quindi ben venga il discorso dell'airbag che abbiamo parlato prima, no? della moto, eccetera. Se noi riusciamo a entrare in questo concetto, riusciamo sicuramente a portare a casa l'obiettivo 2030, che è quello di dimezzare le vittime. Le posso assicurare che i dati adesso in proiezione non arriveremo mai a questo obiettivo, perché purtroppo i dati Istat sono che noi abbiamo 3.039 morti, guardate che sono tanti, quindi una media di 8,3 morti al giorno sulle strade italiane e 615 feriti al giorno. Di questi 615, 200 rimangono invalidi. Guardate che è un'emergenza. Io mi batto sempre, anche a livello nazionale, la Regione Lazio adesso sta facendo una legge regionale proprio per la questione incidenti, no? Quindi sarebbe bello che anche il Veneto, ogni regione facesse una legge regionale per coordinare tutti questi aspetti. E diciamo che non è ammesso che in un paese civile come in Italia ci siano 8,3 morti al giorno e 615 feriti. Allora sentiamo Nadia da Treviso, ingegnere, poi ritorno perché funziona così, perché dobbiamo ascoltare un po' tutti, salutare anche Enrico Brottomesso che voglio sentire cosa ne pensa, portavoce Europa Verde, che sta veramente anche organizzando con Cristina Guarda per portare avanti anche a livello europeo questo airbag obbligatorio, perché anche questa è sicurezza stradale. Vai Nadia! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, io volevo chiedere come mai queste assicurazioni, anche se non fai incidenti, aumentano continuamente? E non è giusto che se io adopero la macchina nei brevi tratti, non ho mai fatto incidenti, 50 anni che ho la patente, e devo pagare questi aumenti per incidenti fatti da altre persone. No, non trovo giusto che l'assicurazione sia personale, non tutto quanto e vedere anche se le persone fanno incidenti e premiarle anche. Non che io pago che la macchina la adopero una volta alla settimana. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te Nadia, buona giornata anche a te. Allora Bruttomesso, come commentiamo sia la telefonata che le parole dell'ingegnere Leopoldo Comparin? Prego. Beh, intanto concordo con quello che ha detto l'ingegnere, soprattutto sul discorso comunque infrastrutturale, come ho ribadito anche prima, perché secondo me è molto fondamentale. So che posso dire che soprattutto nelle città, sto parlando in questo caso qua, è una politica che uno potrebbe dire è un po' che ti tira addosso, che ti dicono contro, però per me le città vanno rallentate. Lo dicevo prima, 30 all'ora per le città, chi non vuole andare ai 30 all'ora va fuori dalle città con le auto, sfruttiamo i rallentamenti così non succedono i classici investimenti. A me dispiace perché adesso non so se l'ingegnere ha il dato, però io penso che molti sono gli studenti che stanno andando a scuola che sono investiti, molti sono gli studenti.
prima e nel momento in cui è la giovane vita che viene persa è ancora doppio il dolore, non solo della famiglia ma anche della comunità, perché comunque dove vive la persona ha dei vicini, tutto quanto, c'è una comunità comunque che piange e noi dobbiamo tutelare soprattutto quelle aree lì, quindi non deve succedere proprio, limitiamo il più possibile, cioè dove c'è l'attraversamento pedonale davanti a una scuola si fa un'isola pedonale, cioè le devono rallentare le auto in questo caso qua. È un piccolo particolare infrastrutturale vicino a un punto sensibile di una città. Questo è solo uno per dire le infrastrutture hanno la sua grandissima importanza. Mentre sulla signora posso dire, vorrei fare una piccola battuta che non se ne voglia la signora che ha il telefono, cambia assicurazione, perché ci sono comunque delle assicurazioni che tengono un po' conto di questa cosa qua, vi dicendo. È vero però che ci sono sempre continui aumenti. Tante volte praticamente gli aumenti vengono da livelli alti, da livelli statali, proprio con l'aumento dei premi e vi dicendo, perché gli incidenti fanno sempre più danni e tutto quanto. È ovvio che se noi lavoriamo sulla prevenzione, le assicurazioni non dovrebbero aumentare. Sì, ma vede, se diminuiscono gli incidenti... Brutto messo, però noi continuiamo a usare questa parola magica, prevenzione, ma bisogna metterla in atto, certo. Perché è inutile continuare a dire prevenzione, se poi non si mette in atto, e per fare prevenzione bisogna investire. Sì. I sindaci devono investire. Prendo l'occasione che c'è il consigliere comunale di Padova, che potrebbe essere una bella iniziativa di portare anche a Padova, invitando tutta la provincia, la sicurezza stradale. Ecco, allora ringraziamo Enrico Bruttomesso, portavoce Europa Verde. Vediamo se c'è qualcuno che vuole commentare, prego. Bean vuole commentare quello che ha detto Bruttomesso? Sì, lo ringrazio per le parole che condivido e ringrazio anche l'ingegnere per l'esegesi che ha fatto dei dati e della situazione dal punto di vista infrastrutturale e normativo della sicurezza stradale. E io volevo rispondere ponendo l'accento su un aspetto che ha sottolineato l'ingegnere, su cui non si è soffermato moltissimo perché ha spiegato maggiormente l'aspetto per l'appunto infrastrutturale. Lui ha detto giustamente che l'origine degli incidenti, da persona che conosce il tema qual è data da cause infrastrutturali ma anche dal fattore umano. Io sul fattore umano devo fare una sottolineatura, Mirella, se ci ricolleghiamo a questi due incidenti che ci sono stati a Padova, perché sottolineano perfettamente questi due casi come il fattore umano, l'incoscienza assolutamente inspiegabile di chi guida purtroppo causa questo genere di conseguenze tragiche, perché l'omicidio stradale più recente è avvenuto in via Belzoni, quello di 2 giorni fa in via delle Cave. Ora, voi non siete di Padova, quindi vi spiego una cosa. Nella testa di qualunque padovano, anche il più smemorato, quello che conosce meno la toponomastica, via Belzoni è conosciuta come la via che dà accesso al quartiere universitario, al quartiere più prettamente studentesco, che è il Portello. Via delle Cave è conosciuta come la principale arteria, la principale strada nella zona residenziale del quartiere di Brusegana. Ok? Quindi una via ad alta densità residenziale e una via ad altissima densità giovanile e studentesca, dove ci sono scuole, aule studio, appartamenti dove vivono studenti, eccetera, eccetera, eccetera. Non è possibile che in 2 vie di questo tipo una persona vada a una velocità sostenuta tale da uccidere un giovane che sta attraversando le strisce pedonali. Lo capiamo o no? Lo capiamo, sentiamo Paolo da Venezia, se non mi cade la linea, salutiamo anche Enrico Bruttomesso che deve andare via, lo ringraziamo di essere stato ospite a Sveglia Veneti e poi passiamo all'ingegnere Leopoldo Comparin. Vai Paolo! Paolo? Non sento Paolo da Venezia? Allora ingegnere Comparin, come vuole commentare? Pronto? Pronto, mi sentite? Abbiamo Paolo da Venezia, poi andiamo da Comparin. Prego Paolo, veloce. Ecco, buongiorno a tutti, io mi chiamo... Mi sentite? Pronto? Sì, benissimo Paolo. Ecco sì, io mi chiamo Paolo Battistini, faccio parte dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada.
Intanto grazie per la trasmissione, Mireia Tuzzato, ci siamo conosciuti anche anni fa con Paola Conte. Ecco, volevo solo precisare una cosa per quanto riguarda le affermazioni che ha fatto prima il consigliere Beà sul fatto della repressione e sull'omicidio stradale. Ecco, la repressione è una cosa che va messa in atto. Perché purtroppo quando uno sbaglia deve pagare, altrimenti non c'è una riconversione, diciamo, alla legalità. L'omicidio stradale è stato introdotto inizialmente appunto per punire gravemente, diciamo, chi trasgredisce le norme della strada. Inizialmente ha fatto i suoi effetti, adesso purtroppo, come dice, che non ha effetto, è perché purtroppo la magistratura, i giudici e quant'altro sottovalutano il problema e con i riti abbreviati, i patteggiamenti e quant'altro annullano praticamente le sentenze, la pena, perché riducono di un terzo la pena e quant'altro, per cui ecco, si va sempre a ribasso come prima, mentre chi uccide ubriaco, drogato dovrebbe diciamo avere delle pene da 8-12 anni e purtroppo vanno a finire ai 3-4 anni, 5 anni e quant'altro, a 4 anni nessuno va in galera, per cui ecco, è una sottovalutazione da parte della magistratura che non applicano realmente la legge dell'omicidio stradale. Grazie Paolo, molto chiaro. Devo andare avanti, sei stato chiarissimo. In effetti travolse e uccise Miriam, 3 anni e 2 mesi. Alessandro Giovanardi doveva rispondere di omicidio stradale aggravato dalla velocità e dalla guida in stato d'ebbrezza. Allora, l'unica cosa, ingegnere, lo dico anche abbiamo capito che se uno uccide una persona, se gli va proprio male prende 3 anni, se tutto va bene, se tutto va male, capite? Ecco, fino a 4 anni non si fa un giorno di galera, perciò capite questi familiari come devono vivere queste situazioni. Prego, ingegnere Copparin. Allora, intanto mi collego e sono d'accordo con quello che ha detto il consigliere di Padova, mi sembra, non ricordo il nome. Sì, Beà. Sì, esatto. Pietro Beà. Diciamo che io sono personalmente, ma anche l'associazione è naturalmente favorevole alle zone 30. Avete visto cosa è successo a Bologna? Grazie che lo dici. Abbiamo veramente subito anche a livello nazionale, e mi fermo qui, perché chi rappresenta l'istituzione deve intanto tutelare il diritto alla vita, e è impossibile non avere zone 30 davanti alle scuole. Io ho mio figlio che frequenta l'Università di Padova e ogni tanto che lo accompagno a Padova io veramente ho paura e gli dico sempre stai attento a attraversare, perché poi c'è sempre l'automobilista che si ferma e poi c'è l'altro in sorpasso. La gente un po' in questo periodo, ci sono gli hater, io dico sempre, nei social ma anche nella strada. La zona 30 salva la vita perché ci sono degli studi internazionali che dicono che se una persona, un pedone, viene investito a 30 km orari, ne muore 1 su 10, a 50 ne muore 8 su 10. Questa è la statistica ufficiale confermata dalle organizzazioni internazionali. Ecco, quindi apprezzo molto i lavori, anche il sindaco di Treviso che sta facendo le zone 30, Jesolo sta facendo, Roma, io sono spesso anche a Roma, le sta facendo, perché guardi che a Roma abbiamo circa 50 pedoni investiti al giorno, per dire, no, non stiamo parlando di numeri bassi. E quindi ci deve essere rispetto della vita, quindi benvengono infrastrutture, ma poi ci troviamo come la questione degli autovelox, che con il nuovo regolamento non possiamo neanche più utilizzare in certe condizioni gli autovelox, perché è giusto fare le zone 30, ma è giusto che vengano puniti chi, come diceva il consigliere, poi abbiamo gente che nelle zone 30 fa gli 80 all'ora. Le dico una cosa, ieri ero a Pordenone, ho visto una macchina in zona 30 passare a 100-120. Io ho abbastanza, anche con l'occhio riesco a misurare la velocità, perché ormai c'è un po' di occhio. Questi sono criminali, uno che supera di 100 i chilometri orari, ha capito? È secondo me un criminale. Vede, ingegnere, quello che diceva anche Beà, ma prima anche Bruttomesso, tutti gli ospiti che ho avuti, il problema è che io posso mettere tutte le infrastrutture possibili, immaginabili, ma come diceva, che io ho avuto ospite il già procuratore, il dottor Antonio Foiadelli di Treviso,
È inutile che se trovo sempre quel cretino, come dice lei, che dove c'è il 30 all'ora mi va a 120 all'ora, e capisce bene che non risolvo il problema neanche con tutti i mezzi di sicurezza che posso mettere. Mirella, e allora cosa bisogna fare? Prima una telefonata, perché a me piace sentire anche il popolo, perché è giusto sentire che forse ha più buon senso di tanti politici, ha detto forse se togliamo la patente per sempre a una persona che uccide un'altra persona forse avremmo fatto una cosa ben fatta. Oppure il dottor Guidarini che ha detto in tutti gli stati europei ci sono questi airbag omologati che possono veramente servire, in Italia non li abbiamo. Capisce allora che c'è qualcosa che non funziona nel nostro paese? Forze dell'ordine, quello che abbiamo, hanno messo gli autovelox che non erano omologati e se la prendono con i sindaci, cioè qualcosa non va. Beh, ecco, sentiamo Bea cosa vuole dire, prego. Bea, prego. Intanto, sempre tornando sul fattore culturale, giusto per fare un altro esempio di come all'interno della società purtroppo vengono lanciati messaggi sbagliati, ricordo che un po' qualche giorno fa in un noto programma televisivo si è esibito un cantante in un talent che, se non sbaglio, ha idolatrato Fleximan, cioè quel signore che vergognosamente distruggeva gli autovelox, e l'ha dipinto un po' ironicamente, magari scherzando, come un eroe. Quindi io non critico la trasmissione in questo caso né faccio moralismo, però vediamo come viene banalizzato e sdoganato il messaggio per cui alla fin fine in macchina si può fare un pochino quello che si vuole perché tanto l'incidente non arriva e basta stare attenti. Esattamente con questo tipo di cultura di cui queste, diciamo, manifestazioni ne sono la rappresentazione più evidente, che alla fin fine si produce solo mancanza di attenzione e si va a... Ma noi con questa trasmissione facciamo altro, perciò evitiamo di parlare di cose negative, Bea, perché sennò veramente ha ragione, non ne veniamo fuori. Questo è un esempio, però se poi posso concludere, volevo dire che un altro modo per fare prevenzione, sicuramente le zone 30. Io sono d'accordissimo e anzi, visto che in politica sono abituato a metterci la faccia, dopo questi due casi qua prometto che a Padova mi sforzerò per una politica che vada in quella direzione, anche per tutelare i più giovani che vanno a scuola, visto che sono delegato alle politiche giovanili, e credo che almeno nella mia città dopo questi due fatti siamo davanti ad uno spartiacque. Non ho problemi a dirlo perché in politica bisogna essere sinceri e anche mettere il proprio impegno onestamente, con un certo tipo di visibilità, e saperlo prendere per farsi riconoscere dai cittadini e dar loro anche fiducia. In secondo luogo, fermo, perché abbiamo Adriana da Crocetta, se no mi cade la linea, poi riprendiamo perché funziona così. Vai Adriana, vai Adriana. Buongiorno a tutti, ciao Mirella. Buongiorno. Io che sono al contrario, diciamo noi qui nel Veneto. Però bisogna anche vedere se ce ne sono tanti che vengono lì con le macchine qua nella panoramica. Ce ne sono tantissimi di giorni di sabato e di domenica, sono padroni loro. E poi io ne ho visto di persone meno giovani, come dici te, che a mezzogiorno con il caldo che era ce n'erano 2 o 3 che correvano per la panoramica. Ho detto, quelli là cosa vanno in chiesa. Grazie Adriana, sei stata chiara, ti ringrazio, devo correre perché sennò non ce la faccio. Ecco, ridiamo la parola a Pietro Bean, prego Bean. Intendevo dire che un'altra cosa da fare per ridurre gli incidenti stradali e favorire una cultura della sicurezza e dell'attenzione è semplicemente limitare, rendendo accessibile comunque il viaggio, lo spostamento alle persone, l'utilizzo della macchina, e questo si fa favorendo il trasporto pubblico. Non è un caso che noi a Padova, per ragioni ecologiche ma anche di sicurezza stradale, di maggiore viabilità, costruiamo ben 2 linee di tram in più. Una che procede addirittura da fuori dalla città, che parte da Mestrino e arriva fino a Vigonza, e un'altra che arriverà oltre Volta Barozzo. Quindi avremo un sistema di linea tranviaria che avrà ben 10 linee di servizio con vari spostamenti, e ti permetterà di spostarti con assoluta velocità dalla stazione all'ospedale, da fuori Padova, da nord a sud, perché incentivando il trasporto pubblico si limita
facilita l'utilizzo della macchina e oltre a favorire chiaramente una conversione ecologica della città, si aiuta anche a limitare il traffico e quelli che sono ovviamente gli incidenti stradali. Quindi io penso che le zone 30 e l'utilizzo maggiore e sicuro del trasporto pubblico siano due strumenti fondamentali per garantire più sicurezza sulla strada e una vita migliore a tutti i cittadini e le cittadine delle nostre città. Allora sentiamo anche come commenta l'ingegnere Leopoldo Comparin. Tante cose si possono fare, ma io sono dell'idea che quando usciamo di casa, prima cosa dobbiamo avere rispetto non solo di noi stessi, ma delle persone che incontreremo. Ecco, il rispetto è la prima cosa della comunità. Prego, ingegnere. Allora, intanto il trasporto pubblico è fondamentale. Guardi, io ero all'audizione alla Regione Lazio a maggio e mi ferma un giovane consigliere e mi fa: guardi che a Roma si muore anche perché non abbiamo mezzi pubblici a sufficienza per andare al mare, loro hanno Orte. Io sono un po' anche il promotore di questa metromare, la chiamo, di fare una metropolitana di superficie che colleghi Treviso e Jesolo, no? Perché non si possono più costruire autostrade, cioè la modalità, la cultura del muoversi deve cambiare, cioè bisogna usare sistemi diciamo così, di trasporto che delle persone. La famosa Patreve, ingegnere, Padova, Treviso, Venezia, si ricorda quanto l'abbiamo sentita? Bravissima. Questo è molto importante perché, attenzione, poi c'è un altro aspetto, non vediamo più i posti di blocco che c'erano 10 anni fa. I giovani, sto parlando di giovani, insomma, ecco, devono essere educati a non bere, ma intanto dicono anche se bevo una birra non succede niente perché io faccio molte volte la strada Jesolo, San Donato, Treviso, la Tisana eccetera, di sabato e domenica non trovo neanche un posto di blocco. Questo è vero che non ci sono uomini eccetera, ma almeno il perfetto. Organizziamo delle cose a macchia di leopardo in modo che i giovani stiano attenti, perché l'autovelox non mi dice che uno ha bevuto o non bevuto. Ecco. Altra cosa fondamentale, è un aspetto molto importante questo, e mi permetta di chiudere bene l'argomento perché è abbastanza delicato, la formazione. Non possiamo più avere test nelle scuole guide, che sono praticamente anche aberranti a volte, senza dargli visione di cosa succede a un corpo umano quando una macchina fa un frontale a 50 km/h, senza spiegargli un po' di fisica. Guardi che un corpo, che una persona a 42 km/h in un platono muore. I crash test che vedete nei giornalini quando si compra la macchina, bisogna stare attenti perché è stato dimostrato che a 58 km/h tu puoi avere il SUV, puoi avere l'utilitaria, anzi è peggio col SUV perché la forza è uguale massa per accelerazione, più pesante la macchina più il corpo ha danno. A 58 km/h ne muoiono 8 su 2, anche se, ecco, quindi bisogna spiegare che la velocità uccide, dobbiamo andare piano. Poi c'è un altro aspetto fondamentale, che chi progetta le strade e chi le deve naturalmente mantenere con le strisce eccetera, che vediamo come sono le nostre strade anche qui in Veneto, la segnaletica verticale a volte sbagliata eccetera, deve sapere che se una strada ha dei platani e non ha l'autovelox e non ha, scusate, il guardarei, la velocità non deve essere superiore ai 70 km/h, è un decreto ministeriale del 92. Sfido chiunque a girare, a vedere strade con platani che si può andare liberamente a 90. Lo stesso vale anche per strade che hanno canali posti. Quanti morti abbiamo in Veneto annegati su canali, eccetera? Proprio perché non c'è la cultura e non c'è nemmeno la formazione delle funzioni preposte alla progettazione. Guardi, i comuni hanno dei tecnici formati, perché un comune che non so, 40.000 abitanti ha la possibilità anche di formarli. I comuni piccoli hanno uffici tecnici che non sono strutturati a gestire le strade. E questo è un grossissimo problema che affronteremo anche questa sera nel dibattito che ci sarà. Abbiamo Paola da Padova, ingegnere, poi continuiamo, se no caderanno le linee. Vai Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, qui bisogna veramente fare un discorso serio, ma la responsabilità deve essere a 360 gradi per tutti, perché tutte cose giuste e scontate sugli automobilisti, però anche sui pedoni, che abbiamo visto i fiori quando chi viene fuori da scuola, come chi viene fuori, come chi attraversa la strada, ridendo, girando a testa, qui oggi sui telefoni, all'improvviso
Cioè uno può essere anche il meglio in molti casi, non sempre, il meglio, 1000 occhi eccetera, però se uno ti piomba sulle strisce correndo all'improvviso, schignassando. Poi volevo anche parlare a proposito di Padova in particolare, visto che è il consigliere. Scusate, ma mettere un nonno vigile, un vigile o qualcuno quando escono dalle scuole in via Codalunga oppure zona Rezzonico, via Trieste, quando questi ragazzi escono così di botto, chi cammina sulle strade, che uno infia in modo che gli automobilisti diventa anche furiosi, cioè, un minimo di regole per tutti se si vuole salvare le vite, perché non può essere responsabilità solo da una parte e un comportamento assolutamente irresponsabile dall'altro. Anche queste biciclette di sera, vestiti scuro, bicicletta nera senza fare, e anche i pedoni sui bordi delle strade di sera non si vede niente, non vede lampioni, prendiamoci una lucetta, perché a volte veramente è praticamente impossibile salvare le vite, che è assolute tragedie. Quindi che voi veramente delle leggi, ma anche per i pedoni, perché non è possibile che ti trovi in te strisce con queste biciclette, con questi monopattini all'improvviso, con il traffico impazzito, perché anche questo discorso che il traffico è assurdo oggi come oggi, perché continua a dare licenze di costruire, ora dove che già era casetta, che c'è il condominio 24 appartamenti, vuol dire 48 macchine, è tutto che è fuori. Grazie Paola, molto chiara, ti ringrazio, ecco questo buon senso delle persone che chiamano, basta anche poco, tutti quanti dobbiamo fare il nostro dovere e appunto il rispetto della comunità. Prego Bean. Raccolgo lo spunto della telespettatrice che spero sia ancora in linea, spero che ci stia ascoltando una volta finita la chiamata. Sono ovviamente d'accordo con quello che ha detto circa un utilizzo di magari anche più nonni vigili davanti alle scuole, però c'è un tema, le risorse purtroppo sono contate, io credo che i nonni vigili vadano utilizzati maggiormente, poi ovviamente anche di questo discuteremo con la Giunta, con l'assessora alla sicurezza e l'assessora alla viabilità, però penso che vadano maggiormente utilizzati davanti alle scuole primarie, quindi le scuole elementari e le scuole medie, dove ci sono i più piccoli e dove il rischio di incidente è ancora maggiore, perché chiaramente quei minori sono ovviamente ancora più a rischio perché ancora più piccoli e inesperti per quello che riguarda le dinamiche della strada, e non sempre sono accompagnati dai genitori fino al cancello della scuola. Molto spesso ci sono anche positivamente quelle attività nei quartieri di pedibus, cioè di genitori che portano le comitive di studenti, di bambini e di bambine nel quartiere fino alla scuola del quartiere, e penso che quindi i nonni vigili vadano messi maggiormente dove ci sono le scuole elementari e le scuole medie. Le risorse a un certo punto ovviamente non sono illimitate. Chiaramente staremo attenti ed è un'ipotesi che considereremo, ma per quello che riguarda incidenti come quelli che abbiamo visto, che riguardano invece studenti delle scuole superiori, quindi con una certa maturità, io credo che invece banalizzare la questione dicendo che anche i pedoni devono stare attenti di fronte ai dati che ci ha dato anche l'ingegnere, cioè 3.000 erotti morti all'anno per incidenti stradali, 600 feriti di cui 200 rimangono invalidi, sia sbagliato. Io credo che la maggior parte dei pedoni sia spesso attenta, guardi bene qualunque sia la loro età, guardi bene dove attraversa, solo che poi si trova di fronte delle persone che non sono altrettanto attente alla guida della macchina e che rischiano li colpiscono, e poi si verificano incidenti anche gravissimi e letali come quelli che sono successi nella nostra città negli ultimi giorni. Perciò la cosa più importante è sì, chiaramente i nonni vigili, sì, chiaramente lavorare sulla prevenzione anche coordinandosi con le forze dell'ordine, ovvio, ma
incentivare il trasporto pubblico, lavorare sulla cultura della prevenzione e diffondere, destigmatizzandole anche le zone 30, perché quello che uccide è la velocità, ok? La disattenzione è la causa principale, la causa primigenia, ma poi l'arma con cui l'omicidio colposo, l'infortunio gravissimo viene consumato è la velocità del mezzo, l'ha detto bene l'ingegnere, forza uguale massa per accelerazione. Se una macchina va tanto veloce, va oltre 50 all'ora, le probabilità di un infortunio gravissimo o addirittura della morte del pedone o del ciclista sono elevatissime. Se noi riduciamo la velocità con le zone 30, riduciamo enormemente le possibilità di morte, infortunio o omicidio stradale. E io vedo, Mirella, ho visto nel dibattito politico non solo locale, anche nazionale, non prendiamoci in giro, non giriamoci attorno, che le zone 30, soprattutto quando sono state attivate e inserite in una città importante come Bologna, sono state prese in giro, stigmatizzate, macchiettizzate, trattate come qualcosa di inutile, di stupido, un capriccio della sinistra, da parte addirittura del ministro delle infrastrutture attuale, ma da un sacco di altri esponenti politici di cui non voglio raccontare la parte politica a cui appartengono, perché la sicurezza non è né di destra né di sinistra e bisogna superare i conflitti. Quindi consiglio a tutti e a tutte le persone che sono impegnate in politica, nell'amministrazione, nelle istituzioni, di valutare un provvedimento come l'inserimento delle zone 30 e maggiore limitazioni all'utilizzo della macchina e di incentivazione del trasporto pubblico come delle proposte non che vengono da una parte politica, ma che vengono dalle richieste della cittadinanza per vivere in maniera più sicura e spostarsi in maniera più sicura sulle nostre strade. Se noi superiamo la conflittualità politica, gli stereotipi, le macchiettizzazioni che abbiamo visto in questi ultimi periodi su questo tema e cominciamo a introdurre queste soluzioni che invece sono davvero utili per garantire più sicurezza sulle nostre strade, allora faremo il bene del Paese. Io la mia parte a Padova la farò. Però da solo o da soli non si basta nessuno, c'è bisogno di un dialogo responsabile tra tutte le forze politiche, tutti i livelli istituzionali per adottare quelli che sono i provvedimenti più adatti. E specifico che secondo me, e ringrazio l'ingegnere per avermelo confermato con dati e una conoscenza che io ovviamente non ho e che nessuno probabilmente ha in questa trasmissione, e per me è specifico che sono l'incentivazione del trasporto pubblico interurbano e urbano e l'introduzione delle zone 30 soprattutto nelle zone più a rischio, quartieri, scuole e zone ad alta densità di anziani e giovani. Vede Bean, c'è un problema però, che questa trasmissione invita sempre persone competenti, sempre, addetti ai lavori che sanno, e forse anche l'ascolto delle persone che chiamano può aiutare anche a prendere dei provvedimenti anche importanti, perché alla fine quando noi sentiamo il popolo che interviene, il popolo usa il buon senso. Io ricevo delle telefonate che veramente degli ospiti, delle eccellenze mi dicono: non avrei mai immaginato di partecipare a una trasmissione dove posso parlare e soprattutto ascolto e vengono dati anche degli input molto importanti, perché come dice il nostro direttore Luigi Bacciali, ma ci guardano proprio tutti, ma tutti, e perciò è molto importante capire e soprattutto ascoltare anche chi è a casa. Allora, ingegnere Comparin, stiamo chiudendo ormai, cosa vuole dire questo convegno? Ne abbiamo parlato questa mattina, speriamo ce ne siano altri di persone competenti che sanno quello che dicono, però dopo, ingegnere, bisogna mettere in pratica anche le cose, perché sennò è inutile che parliamo se poi la politica non si decide di investire, perché abbiamo sentito cosa ha detto il dottor Guidarini, ci sono questi guardarelli in tutta Europa che poi veramente sono importantissimi e sicuri, noi ancora non li abbiamo. Allora di cosa parliamo? Prego, ingegnere. Allora, intanto invito tutti a partecipare a questo incontro questa sera, poi c'è anche una diretta via social, i social dell'associazione, abbiamo già 30.000 iscrizioni, quindi vuol dire che tutta l'Italia, tutti gli aderenti alle associazioni sono molto... Allora, quello che posso dire io è concordo con tutto quello che è stato detto. Io sono un battagliero, naturalmente sono un tecnico, non voglio parlare di politica, ma ho avuto grossi problemi in questi mesi perché
Fleximan è diventato un eroe e nessuno ha fatto niente. Naturalmente io questa persona la metterei in galera. Ecco, poi le zone 30, come diceva il mio interlocutore prima, sono state veramente massacrate. Grazie a Dio abbiamo dei sindaci bravi anche diciamo di altre componenti politiche che le stanno facendo, nonostante diciamo una parte schierata della nostra politica che attualmente sta governando l'Italia era un po' contraria. Le zone 30 stanno salvando già vite, abbiamo Firenze, abbiamo Roma, abbiamo Bologna che ce lo dice, e anche sindaci veneti diciamo appartenenti alle forze politiche di governo attuale li stanno facendo, quindi vuol dire che questa linea politica non sta prendendo. Altra cosa fondamentale che è giusta dire è che c'è un piano nazionale di sicurezza stradale 2030 che non viene rispettato. A pagina 22 io invito tutti a leggere, c'è scritto che dove ci possono essere impatti tra veicoli e pedoni la velocità deve essere limitata a 30 km/h, quindi non la dice Comparin o il bravo consigliere di Padova, la dice il piano nazionale di sicurezza. Purtroppo, diciamo la verità, stanno mettendo in bavaglio agli autovelox. Devono essere rispettati i limiti, chi supera il limite deve pagare. Non vuole pagare perché dice che l'autovelox è solo di cassa, bene, gli sequestriamo diciamo il veicolo per 24 ore, per 48 ore. La vita deve essere tutelata e rispettata. Non è possibile vedere, io sono di San Donà, alcuni giorni fa è morto Lorenzo, ragazzo buonissimo, di brava famiglia e tutto, di 22 anni, falciato nelle strisce pedonali durante l'uscita di una sagra. Abbiamo Bruno da Romano De Zellino, poi salutiamo gli ospiti. Vai Bruno. Pronto? Pronto? Bruno? Pronto? Eccolo qua, vai Bruno. Mi dica. Devi tu dire, hai telefonato tu? Sì. Sì, veloce però. Non posso interferire con la trasmissione? Interferisci, basta che stai veloce. Come, scusi? Bruno, non devi guardare la televisione, devi parlare al telefono. Cosa vuoi dire? Va bene. Allora... Bruno? Niente. È la prima volta, bisogna avere anche pazienza perché non è mica sempre. Vai Bruno, sentiamo cosa vuoi dire. Così, no, che è difficile. Io quando avevo la patente, adesso non ce l'ho più. È un anno che non ho più la patente. Mi sente? Sì, benissimo. Non ascoltare la televisione, parla al telefono. Sì, allora volevo... Possibile, no? Io quando avevo la patente, adesso è un anno che non ce l'ho più, no? E di giorno e di notte. Ma lo sa quante autocivetta che ci sono in giro? Perché l'autocivetta che gira, di notte soprattutto, lo sa quanti morti di meno ci sarebbero fra i giovani? Come mai in Italia non esiste l'autocivetta? Grazie Bruno, devo concludere. Comunque sai, la prossima volta non guardare la televisione, parla al telefono e ascolta il telefono. Per la prima volta dobbiamo avere pazienza, ma è giusto dare la parola se prendono la linea. Allora, ingegnere, vuole commentare per cortesia? Beh, immagino che il telespettatore ultimo che ha chiamato dica quello che ho detto all'inizio. Non ci sono più forze dell'ordine che a macchia di leopardo controllano il territorio, questo è vero, lo notiamo, lo notano anche diciamo molti cittadini che mi chiamano e mi dicono qui le auto sfrecciano come matti, non c'è niente. Dicevo prima, l'imbavagliamento degli autovelox purtroppo sta portando, non so se lei le è giunta la notizia, ma ve la dico io, molti sindaci, lei sa che la Presidente Cassaniti, noi stiamo aderendo diciamo al tavolo che ha proposto Salvini per quanto riguarda la questione omologa eccetera, che per me dal punto di vista tecnico non c'è nessun problema, però è giusto dire che da quando molti prefetti stanno scrivendo ai sindaci di valutare oppure di chiedere informazioni sugli autovelox, secondo me la strada è sbagliata. In questi ultimi mesi la gente probabilmente sa che alcuni autovelox sono spenti e questo è brutto, sta correndo di più e si vede, i morti stanno salendo, quindi assolutamente deve finire questa
sequele degli autovelox. Gli autovelox devono essere naturalmente installati, devono essere funzionanti. Le posso assicurare da tecnico che chi infrange la legge sono strumenti precisi, se sono tarati, quindi non c'è nessun problema che questo strumento sbagli. Naturalmente la velocità deve essere modulata bene, ci sono delle zone tipo la Romea che uno la fa, deve avere il pilota automatico, perché c'è il limite di 50, di 40, di 70, di 60, quindi modulare una velocità che sia costante e poi punire chi trasgredisce. I limiti devono essere rispettati in uno stato civile. Poi per gli autovelox c'è anche una battaglia che noi abbiamo fatto come associazione, è quella di dire: perché io devo avvertire che c'è l'autovelox un chilometro prima? Cioè, mi scusi ingegnere, ma siccome devo correre perché siamo in chiusura, ma alcol zero perché non si fa? In che senso? Alcol zero, anche quello è importante, è chiaro. No, perché si parla di autovelox ma di alcol zero qui in Italia è una cosa che veramente non entra a qualcuno? Guardi comunque che è importante l'alcol, però ci sono anche delle bevande, in America lo stanno verificando, le famosi drink, no? le bevande quelle eccitanti che i giovani purtroppo prendono, quando si sale in macchina c'è l'ambiente confortevole caldo, c'è il colpo di sonno e poi c'è il fattore telefonini e come diceva un telespettatore prima, infatti a livello europeo lo stiamo combattendo questo, c'è il problema che le auto adesso sono come un aereo, il cruscotto ti porta sicuramente distrazione, c'è il navigatore, c'è questo, c'è l'altro eccetera. Poi non è vero che telefonando con il viva voce ci si salva. Quando uno chiama quel viva voce ha un grosso problema che è proprio scientificamente dimostrato che si fa l'effetto cannocchiale, cioè io vedo la strada solo frontale e laterale non avendo. Quindi quando io sono al telefono in macchina, adesso parlo io così, quando uno ha il telefono in macchina e sta chiamando quel viva voce non vede i pedoni. Molti incidenti vengono fuori proprio perché chi investe il pedone stava telefonando. Tant'è vero che le procure brave cosa fanno? Chiedono i tabulati telefonici per vedere se effettivamente c'era la telefonata in corso. Questo si chiama effetto cannocchiale. Quindi vero l'alcol, ma vero anche l'uso di telefonini e queste macchine, come diceva correttamente il telespettatore, che sono proprio degli aerei. C'è un'elettronica spaventosa che induce sempre il conducente a fare delle distrazioni. Grazie all'ingegner Leopoldo Comparin, perito forense, componente Comitato Scientifico Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, di essere stato con noi. Chi vorrà lo ritroverà oggi pomeriggio a questo convegno sulla sicurezza stradale alle ore 17 in Sala Guadagnia, Palazzo Rinaldi, Piazza Rinaldi a Treviso. Grazie veramente ingegnere Comparin. Sentiamo come ci saluta anche Pietro Bean. Bean, come ci saluta? Beh, vi saluto ringraziandovi per questa veloce trasmissione ma ricca di spunti che soprattutto ha affrontato con serietà e responsabilità e ascoltando anche tanti cittadini e cittadine un tema fondamentale come quello della sicurezza sulla strada. Io in particolare ringrazio lei Mirella per la sensibilità che ha nell'ascoltare i cittadini e le cittadine ma anche nel conchiamare ospiti che sappiano dare un feedback importante anche a noi che facciamo politica per attuare le scelte più adatte di amministrazione per la cittadinanza e per le nostre comunità. E devo dire che il confronto, il dialogo che ho avuto oggi con l'ingegner Comparin, che non conoscevo, a cui auguro un buon convegno e buon proseguimento per il suo lavoro, lo ringrazio per quello che sta facendo, mi è stato davvero molto molto utile perché, ripeto, quello che è successo con i 2 incidenti nella mia città, io per la sensibilità che ho a livello culturale e politico lo percepisco come uno spartiacque. Confrontarmi con voi oggi e con la cittadinanza mi ha chiarito molto bene le idee su cosa bisogna fare, anche non solo nella città di Padova, ma anche per sostenere questa causa, che è appunto il portare più sicurezza e un trasporto e un viaggio più sicuro per i cittadini e le cittadine sulle nostre strade. Perché, e concludo citando i dati che ha dato l'ingegner Comparin, 3.039 morti all'anno, di cui 600 feriti, di cui 200 invalidi, nel 2024 in un paese civile come l'Italia. Vittime e morti sulla strada sono assolutamente inaccettabili e dobbiamo fare qualcosa al più presto possibile. Grazie anche a Pietro Bean, consigliere comunale delegato alle politiche giovanili di Padova, Partito Democratico, di essere stato con noi. Forse se ascoltiamo di più questi giovani anche politici, ecco, forse anche loro avranno più voglia anche di mettersi in gioco perché sanno che qualcuno li ascolta e avranno voglia di mettere in atto anche quello che pensano. Perciò grazie veramente. Grazie davvero, e grazie anche buona all'ingegnere. giornata.
Comparin. Grazie, pubblicità. Presento subito un altro gradito ospite, è un sindaco, perché voi sapete che alla Mirella in questa trasmissione è importante avere la loro presenza, perché sono gli unici che sono nel territorio, che sono fermati dalle persone che bussano alle loro porte, ai loro uffici per avere risposte, sono i cittadini. Allora vi presento Stefano Soldan, sindaco di Pieve di Soligo, secondo mandato, terzo mandato civica, terzo mandato, perciò vuol dire che semina ben sto sindaco, se no sarebbe rieletto. Io secondo ma se è vero, perché il cittadino è molto attento e se il sindaco non semina lo boccia, non c'è via di mezzo su questo. Allora, fragilità del territorio con lei, sindaco Soldan, questa mattina, proprio in questi giorni, in questo mese ne abbiamo visto di tutti i colori, ma soprattutto non è stata fatta la prevenzione che si doveva fare a questo territorio molto fragile. Ma soprattutto molta gente si domanda cosa servono enti, consorzi, ecco, se poi alla fine parchi, se poi alla fine ci ritroviamo con i cittadini esasperati con le spalle al muro perché non ce n'è per nessuno. Quando arriva l'acqua difficilmente si riesce a fermare, forse perché abbiamo cementificato troppo, abbiamo messo da parte la parola magica che è l'urbanistica, che è quella che dà là anche agli amministratori locali per capire dove costruire, come costruire, dove non si può, che forse non è stata presa in considerazione. Cosa ci racconta sindaco Soldan? Beh, intanto la saluto, ringrazio dell'accoglienza e saluto tutti i telespettatori. Il tema che abbiamo visto in questi giorni è legato inesorabilmente comunque a un cambiamento climatico importante, ma tutti quegli aspetti che lei ha evidenziato sono veri. Noi dovremo operare molto più spesso di prevenzione, di pulizia, per anticipare magari anche la semplice caduta degli alberi. Una delle cose che per esempio ci fa intervenire nelle ore passate, ma ogni qualvolta c'è un temporale, per esempio liberare le strade dagli alberi che cadono, oppure liberare i fossati da alberi, foglie eccetera che vanno a occludere i tombini, i passaggi e quindi creano allagamenti. Questo richiede un lavoro costante e talvolta anche in condizioni non facili da parte degli uomini straordinari della protezione civile, del vigile del fuoco, che voglio ringraziare, perché se non avessimo queste persone tantissime soluzioni e tantissime situazioni di pericolo non verrebbero prontamente risolte. Prevenzione quindi prima di tutto nei periodi in cui si può intervenire in sicurezza sui fiumi, sui canali di scolo e soprattutto visione di quello che è il territorio, cioè costruire in aree che portano per esempio toponimi che indicano casse di espansione è stato uno degli errori degli anni scorsi. Oggi abbiamo intere lottizzazioni che sono fatte all'interno o presso le casse di espansione naturali dei fiumi. Chiaro che queste situazioni oggi richiedono degli interventi straordinari, la realizzazione di casse in altri luoghi proprio per tutelare questi edificati. Quindi l'attenzione dell'amministratore locale, ma non solo, anche degli enti superiori, questo già si sta facendo perché è cambiata questa sensibilità negli anni recenti, è quello di immaginare un nuovo governo del territorio e di conseguenza cercare di prevenire quelle che sono anche eventi atmosferici importanti come quelli che stiamo subendo in questi anni. Allora, sindaco Soldan, io ho avuto ospite diverse volte la professoressa Mazzoleni, che è una delle più famose urbaniste a livello italiano e europeo, la quale chiaramente, senza tanti giri di parole, ha detto abbiamo cementificato troppo e adesso ne paghiamo le conseguenze. Non è stato fatto quello che si doveva fare, come ho detto prima, e adesso è dura intervenire dove c'è il cemento. Questa non c'è ombra di dubbio. Però qui mi rivolgo anche e saluto Alessandro Bonnet, presidente Piave Servizi, che è qui con noi collegato da Codognier. Allora, presidente Bonnet, però noi questi servizi li paghiamo, prima abbiamo detto molti consorzi, molti enti, parchi, qualche volta ognuno si passa il cerino, non è colpa mia, è colpa di chissà chi, però lei quando io l'ho avuta in trasmissione è stato molto chiaro e ha sempre spiegato bene cosa fa Piave Servizi, però questo fa molto anche capire l'importanza di conoscere la realtà del proprio territorio, chi si muove, chi non si muove, chi dovrebbe fare e non fa, perché se tutti fanno tutto però poi ci ritroviamo in queste condizioni, il cittadino dice ma allora cos'è sta storia? Prego Bonnet.
Buongiorno Mirella, grazie per lo spazio che ci dai sempre, perché fai un servizio che è veramente utile per tutta la cittadinanza. Innanzitutto premetto che Piave Servizi, come hai anche detto tu, non si occupa delle acque, quindi dei corsi d'acqua, delle acque meteoriche eccetera, ma solo dell'acquedotto e poi della fognatura e dello smaltimento delle acque nere. Detto ciò, siccome sono anche urbanista e insomma la categoria è stata tirata in ballo, potrei fare due tipi di intervento. Il primo che è quello politicamente corretto, il secondo che è quello sincero, e credo di optare per il sincero. E quindi mi viene da dire due cose. Uno, come ha detto il sindaco Soldan, l'amico sindaco Soldan, che ci sono tante autorità che devono intervenire e le autorità hanno cambiato anche una certa sensibilità in questo. Tuttavia, purtroppo ci troviamo in un contesto che è stato pensato, calcolato e ragionato con dei parametri diversi, perché buona parte del territorio è stato cementificato 40, 50, 60 anni fa, quando c'erano delle precipitazioni diverse, dei modelli di precipitazione che erano totalmente difformi da quello che vediamo oggi per colpa di non so cosa, ma così è. Chi dice cambiamento climatico, chi no, io sono della prima opinione, e quindi ci sono tutta una serie di autorità che devono ora sopperire a quello che non è stato fatto una volta. Per contro, peraltro, bisogna dire anche un'altra cosa, visto che ho optato per la risposta, per l'intervento non politicamente corretto, che non si fanno le nozze con i fichi secchi. Cioè, se in Olanda riescono a tenere all'asciutto un territorio che è sotto il livello del mare, noi che abbiamo un territorio che è stato cementificato, urbanizzato dove non doveva, ma così è, dovremo investire di più. Perché ricordo che quando pioveva mio nonno usciva col badile e andava a pulire il fosso davanti a casa. Ora gli enti locali purtroppo non hanno più le risorse economiche e dopo tanti anni di massacro degli enti locali neanche professionali per poter fare questi lavori. Quindi non si fanno le nozze con i fichi secchi, vuol dire che bisogna investire risorse per la sicurezza del territorio. Se si fanno le cosiddette razionalizzazioni, che vuol dire tagli orizzontali economici sugli investimenti, i risultati non possono essere migliori di quelli di prima quando si spendevano più soldi. I soldi non vanno sperperati, vanno usati per fare gli investimenti, ma se non si fanno gli investimenti è evidente che poi si presentano dei problemi nella gestione delle infrastrutture, nella gestione dei corsi d'acqua, eccetera. Allora, Sindaco Soldan, a casa però vorrebbero anche capire chi fa cosa e chi ha il dovere di fare. Allora, se il fosso appartiene a un privato, questo privato deve assolutamente tenere in ordine questo fosso. Se il fosso appartiene alla provincia, la provincia deve pulire. Se appartiene al comune, il comune deve pulire. Perché mi sembra che questi cittadini paghino questi consorzi. Li pagano. Allora, a questo punto la mia domanda è, io anche questa mattina ho osservato molto i fossi e sono tutti strapieni di erba. Tu vedi tagliate le aiuole, però i fossi sono strapieni di erba. Non parliamo di corsi d'acqua, cosa abbiamo visto in questi giorni, montagne di legna, nessuno sa da dove viene, però montagne di legna accatastate proprio dove c'è l'acqua. Allora, Soldan, vuole spiegare a questi cittadini che la stanno ascoltando chi deve fare cosa e chi non fa deve essere sanzionato nella maniera, ma veramente pesante, perché poi ne paga in conseguenza tutto il territorio? Questi consorzi funzionano o non funzionano? Abbiamo troppe persone all'interno degli uffici davanti ai computer che forse dovrebbero uscire e vedere dove c'è da fare la manutenzione veramente, perché dobbiamo anche chiederci questo. Prego, Sindaco. Guardi, io saluto il Presidente Bonetta a proposito e credo che in tutti si faccia tutto, dal cittadino che oltre a intervenire direttamente sulle sue proprietà ha anche l'obbligo morale di segnalare
quando qualcosa non funziona, quindi che ci sia sempre un rapporto corretto tra la pubblica amministrazione e il cittadino e viceversa. Sicuramente gli enti locali intervengono, però le risorse economiche, questa non è una giustificazione, messe a disposizione non sono sufficienti per poter avere un territorio compiutamente salvaguardato. Il tema dei fiumi è un tema annoso. Io mi ricordo che gente volenterosa andava a tagliare gli alberi nel Greto del Piave, nel fiume Soligo, e poi venivano sistematicamente multati perché era furto nei confronti del demanio. Una cosa assurda, perché dava la possibilità delle persone di poter avere la legna a basso costo e allo stesso tempo però di avere anche di pulire i greti dei fiumi da alberi che trovandosi a crescere in un terreno che è fragile, che appunto è il greto, alle volte in momento di piena si staccano e vanno a sbattere contro i ponti. Questa è un'azione che per esempio noi facciamo grazie al gruppo Alpini di Pieve Soligo. Adesso con la protezione civile dobbiamo fare proprio un intervento di pulizia di un determinato tratto in centro al paese, proprio per eliminare questi alberi che poi crescono anche con una certa velocità, quindi in 2 o 3 anni bisogna fare la manutenzione. Quelle volte che il Comune di Pieve ha avuto bisogno del Genio Civile di interventi sul corso del fiume, devo dire che sia con la Regione del Veneto che col Genio Civile abbiamo trovato risposte positive, e i fiumi sono soprattutto in posizioni di centro urbano, sono delle entità fisiche che crescono perché portano i depositi di ghiaia, e quindi periodicamente bisogna anche svuotare i fiumi, che non vuol dire trasformarli in canali cementificati, perché l'acqua deve correre via, bisogna avere anche il rispetto poi della flora e della fauna che in questi fiumi si sviluppa e nasce. Però bisogna anche avere la consapevolezza che non possiamo abbandonare un fiume, perché quando il suo letto cresce di 1 metro, nel momento della piena, la piena è 1 metro più alta rispetto a quello che sarebbe il sedime naturale. Noi cerchiamo di farlo come amministrazione anche preservando delle aree che all'interno del greto non vengono appositamente sfalciate, ma sono aree molto limitate, perché in quelle aree abbiamo le papere che fanno le uova, piuttosto che tutta una serie di fauna che prolifica. E poi però cerchiamo di mantenere tutto l'intorno che sia corretto. Poi c'è anche l'uso del suolo, lo abbiamo già detto, si sono fatte delle leggi importanti che operano verso il consumo zero di suolo, però anche l'uso agricolo del suolo porta a un stravolgimento, per quanto poche volte venga evidenziato. Avere i fossi puliti vuol dire avere dei fossi che sono delle trincee. Capita tante volte dover riprendere degli agricoltori o delle aziende agricole, perché la cosa più comoda è chiudere questi fossi o ridurli, così è più agevole dalla strada passare all'interno del vigneto. Quindi un po', come dicevo all'inizio, un po' tutti dobbiamo darci una mano, rispettare quelle che sono le infrastrutture che sono state create nel passato, perché se sono state create vuol dire che avevano anche una funzione, e questa funzione viene misurata magari una volta ogni 10 anni, ma serve che il fosso funzioni. Quindi se tutti fanno la loro parte, tanti problemi riusciremo a evitarli. Poi sì, di fronte però vede, Sindaco, ha ragione, io devo correre perché il tempo è tiranno, però il problema è che se il cittadino anche evidenzia che c'è questa problematica anche dei fossi, ma il Sindaco non ha le risorse per intervenire, e allora è inutile che ce la giriamo, perché le risorse sono sempre scarse, tanto è vero che noi vediamo pochissima gente che fa manutenzione all'esterno delle strade, io non la vedo mai. Allora Bonnet, lei ha parlato, Presidente, di acquedotto, ha parlato di fognature, e qua abbiamo proprio un acquedotto che funziona, non ci sono i buchi come vediamo in certi acquedotti nelle regioni italiane e anche del sud. Com'è il nostro acquedotto? Beh, allora l'acquedotto, combinazione l'acquedotto di San Biagio di Callalta, da dove state trasmettendo, è uno degli acquedotti che ha la migliore performance in funzione in relazione alle perdite. Detto ciò, la situazione, non si può parlare di situazione italiana, prima si parlava come nell'estate del nostro paese, perché nella situazione del nostro paese abbiamo ampie parti di territorio, per fortuna non è il nostro, per fortuna o per merito di chi ha sempre manutentato gli acquedotti,
Non è il caso del nostro territorio, dove il servizio non è garantito in maniera continua. Abbiamo ampie parti di territorio nazionale dove il servizio funziona a ore, dove non si sa quanti metri cubi. Quando si parla di perdite ti danno un dato, però è un dato più o meno approssimativo, perché nessuno ha i valori reali, e quindi abbiamo parti di territorio che sono completamente fuori controllo. I nostri acquedotti sono acquedotti che hanno un bisogno veramente forte di investimenti. Adesso scusate, ma sento un ritorno. No, noi la sentiamo bene, Presidente. Abbiamo un bisogno forte di investimenti, e per darle qualche numero, Piave Servizi l'anno scorso ha investito 29 milioni di euro sul rinnovo delle reti acquedottistiche e sugli impianti ad essa correlati, e partivamo nel 2016, quando abbiamo iniziato con la nostra società, da investimenti di 4 milioni e mezzo, 5, quindi abbiamo avuto un incremento esponenziale di investimenti che arrivano dopo purtroppo 40 anni di totale assenza di nuove infrastrutture, perché dagli anni 70, inizio anni 80 agli anni 2010, di fatto sulle reti si sono solo tappati buchi. Perché purtroppo la congiuntura economica degli enti locali che davano il servizio era quella che era, e invece tutte le reti sono state realizzate tra gli anni 50, 60 e 70, e pian piano necessitano, come tutte le infrastrutture, di avere una sostituzione. Adesso stiamo procedendo a farla. E le fognature, Presidente, cosa ci dice delle fognature? Anche qua a Treviso qualcosa finalmente si sta muovendo, perché era una situazione imbarazzante, attici da 5-6 stelle, ma non avevamo ancora le fognature. Adesso qualcosa si muove. Prego, Presidente. Treviso non rientra nell'ambito di Piave Servizi, ma gli amici di ATS so che stanno facendo passi da gigante, soprattutto sul capoluogo della provincia. Ho visto investimenti notevoli. Il servizio idrico integrato del Trevigiano, ma Veneto, è un benchmark di riferimento non solo per l'Italia, ma dell'Europa. Io l'altro ieri ero a Firenze al Festival dell'Acqua a parlare del modello Piave Servizi a tutto il paese, ma quello che ci hanno detto è: voi in Veneto, con le risorse che avete, state facendo miracoli, perché rispetto a quello che costa l'acqua, quello che si fa in Germania e in Francia è pari, se non anche inferiore rispetto agli investimenti. Senta Bonne, perché queste notizie positive, lo dico anche al Sindaco Soldan, se io non la invito nessuno le sa. Mi vuole spiegare come mai si va sempre sulla critica, sul negativo, e quando abbiamo qualcosa di positivo, se il Presidente Bonnet non viene da Sveglia Verity, chi è che sapeva queste cose? Capisce l'importanza anche di far capire, di essere trasparenti anche alla popolazione, che poi paga volentieri. Abbiamo visto con la differenziata, siamo un fiore all'occhiello a Treviso. Vuol dire che se la gente è intrigata, responsabilizzata e capisce, ci mette anche del suo. Sbaglio, Sindaco Soldan? È che siamo sempre impegnati a lavorare, quindi rimane poco tempo per raccontare le cose, ma do atto di quello che ha detto il Presidente, e veramente i nostri consorzi, sia dal punto di vista dei rifiuti, dell'acqua e quant'altro, sono tra i migliori in Italia, ma perché sono sempre alla ricerca di soluzioni migliori e di investimenti. Da una parte perché vengono sollecitati tantissimo da noi sindaci, e dall'altra devo dire che troviamo anche tante risposte, ovviamente compatibilmente con quelle che sono le risorse che vengono messe a disposizione. Riuscire a spiegare questo magari aiuterebbe a condividere anche con i cittadini che investire, e quindi magari mettere tutti qualcosa in più, ci renderebbe più facile, le infrastrutture sicuramente più funzionanti. Però sappiamo che non possiamo sempre chiedere, quindi dobbiamo lavorare in silenzio. Però far anche sapere le cose che vengono fatte, perché è molto importante. Abbiamo Giusy da Treviso, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Allora, volevo dire ai tuoi ospiti che con tutti questi centri commerciali con parcheggi mega galattici si toccano tutti ormai questi supermercati, e l'acqua deve correre in qualche parte, con tutto l'asfalto che hanno questi grandi parcheggi. E tutti questi capannoni che continuano a fare su,
Non capisco, bisogna fermarsi ragazzi, perché con tutti i capannoni che sono chiusi dovete fare qualcosa, no? Sempre farne di nuovi, questo voglio dire. La pioggia i fossi sono tutti intubati, adesso fanno tutte piste ciclabili, intubano i fossi e l'acqua bisogna che vada in qualche parte. Vi saluto. Abbiamo sentito anche Giussi, a lei Sindaco Soldán la risposta. Sicuramente, ma l'abbiamo trattato prima, abbiamo urbanizzato troppo e forse l'abbiamo fatto male. La sensibilità oggi impone a chi va a costruire di realizzare anche proprio delle casse locali di espansione, proprio per evitare che l'acqua che si accumula in questi parcheggi vada sulla rete generale, ma venga invece conservata in loco. Il rapporto con l'acqua è un rapporto anche di cultura, cioè noi dovremmo imparare a sprecarne meno e magari a creare dei serbatoi per conservarla per le stagioni in cui viene a mancare. Quest'anno abbiamo avuto forse il problema inverso. E dal punto di vista dell'urbanistica oggi viene premiato chi demolisce, cioè le leggi stanno diventando l'opposto di quelle di qualche decina di anni fa. Noi alcune nuove realizzazioni le consentiamo solo se vengono demolite le vecchie costruzioni, i vecchi capannoni. Quindi c'è un percorso anche culturale che ovviamente non si attua in un anno, in 2 anni, ma che richiede un periodo di tempo perché diventi cultura e quindi sia compreso dalle persone, dai progettisti, dalla politica. E secondo me però la strada che è stata intrapresa, almeno nella regione del Veneto, che notoriamente è una delle regioni più edificate, sta portando a un'inversione totale di tendenza. Allora andiamo a sentire cosa dice Zabeo della CGA sui sprechi d'acqua. Andiamo a sentire. In Veneto si disperde oltre il 42% dell'acqua che viene immessa nella rete. È uno spreco che non possiamo più permetterci. Per efficientare la rete idrica regionale bisogna aggiustare le tubazioni, ammodernare il sistema irriguo nel settore agricolo e aumentare la depurazione delle acque reflue da riutilizzare nel sistema produttivo. Grazie al PNRR abbiamo a disposizione oltre 5 miliardi di euro da spendere a livello nazionale per mettere a terra tutti questi interventi. Dobbiamo fare presto e bene. Il futuro dell'agricoltura e di molti settori produttivi del Veneto ad alta intensità di utilizzo dell'acqua sono fortemente a rischio. Sentiamo come commenta Alessandro Bonet, Presidente Piave Servizi. Prego, Presidente. Vuole la risposta politicamente corretta o sincera? La lascio libero, sa che siete liberi di dire quello che volete. A mio rischio e pericolo vado per la sincera. Allora sono dati che buttati là un po' all'osteria. Comunque i 5 miliardi per l'idrico è l'investimento che serve per un anno, quindi sono cifre che non sono significative, sono cifre che servono per un anno investire in Italia, quindi sono cifre che non sono significative. Questo intervento diceva 5 miliardi abbiamo risolto i problemi dell'idrico. Solo Piave Servizi avrebbe bisogno di 500 milioni di euro per sostituire i tubi che hanno più di 50 anni. Quindi questi sono i numeri reali. Tuttavia il PNRR ha dato una buona spinta. Faccio l'esempio, Piave Servizi ha portato a casa 18 milioni di euro per la modellizzazione delle reti e altri 5-6 per la sostituzione di fognature. È un buon aiuto, però non è quello che ci serviva. Ci servono investimenti molto superiori, servono investimenti pari a 5 milioni di euro all'anno in Italia per sostituire la rete idrica. È vero che i dati del 42% corrispondono alla realtà, è vero che dati di una dispersione idrica inferiore corrispondono a una tariffa che è tra il doppio e il triplo. Le faccio un esempio. Dove la rete acquidottistica perde dal 10 al 20%, sotto il 10 non si va perché una perdita al 10% è fisiologica. Dove la rete perde dal 10 al 20%, la tariffa è circa 5 euro a metro cubo. In Italia è circa 2 euro a metro cubo. Siamo sicuri
che portando la tariffa a 5 euro al metro cubo per garantire una perdita di 10 litri del 10%, sia sostenibile economicamente dalle famiglie e dalle imprese? Questa è una domanda che io faccio, perché noi saremo nelle condizioni di riuscire a garantire una perdita pari al 10%, ma è logico che il risvolto della medaglia è una tariffa che va a più del doppio. Quindi la valutazione che bisogna fare è una valutazione che deve essere attentamente ponderata. Non credo, peraltro, che la fiscalità generale, cioè lo Stato, abbia 5 miliardi di euro all'anno da garantire all'idrico. Però sono tutte riflessioni che io faccio e le faccio in maniera seria e professionale senza voler fare proclami. Sì, però vede Presidente, finché nelle stanze dei bottoni non riusciranno a capire l'importanza di tagliare i rami secchi, che ce ne sono a valanga, e investire quei soldi dove veramente servono e il territorio ha bisogno, noi non ce la faremo mai. Perché Mirella, ieri abbiamo ricevuto delle telefonate, Presidente Bonet, da persone che hanno detto per le guerre, per le armi, per le bombe si trovano sempre tantissimi soldi, quando invece cerchiamo di avere soldi per il bene del territorio non ci sono mai o pochissimi, che vengono divisi in tanti rivoli, come ha detto lei, 5 miliardi, uno lo sente a casa e dice mamma mia quanti soldi, ma se lei non viene qua a spiegarlo che 5 miliardi vuol dire quasi niente, pochissimo, nessuno capisce, perché vede la trasparenza non c'è su quello che bisognerebbe sapere. Sindaco, come commenta? No, sono perfettamente d'accordo col Presidente e anche con la sua osservazione. Probabilmente serve trasparenza nella comunicazione, sapere dove vengono spesi i soldi e sapere anche quanti soldi servono per fare le opere e i lavori. Investire in infrastrutture è vero che richiede un grande sacrificio, ma è vero che può portare anche a grandi risparmi poi per tutta la comunità e servizi sicuramente migliori. Quindi anche qui è un cambio di atteggiamento rispetto al passato che deve essere portato avanti. Poi condivido il suo pensiero, non mi spiego neanch'io come mai si riescono a trovare sempre soldi per le armi e invece magari per costruire una nuova edilizia popolare, per dare una casa alle persone o migliorare i servizi, soprattutto i sociosanitari, ci siano sempre difficoltà economiche. Questo va detto perché bisogna anche che ce lo spiegano, perché mi sembra che il cittadino di tasse ne paghi tantissimo, ma se qualcuno spiegasse abbiamo ricevuto tanto, anche i consorzi dico, tutti, e abbiamo investito su questo, abbiamo fatto quella zona, abbiamo investito, non si sa mai niente e io pago e non so niente. Ecco, questa informazione che io, grazie anche a questa trasmissione, riesco a dare a casa, proprio invitando gli ospiti e le persone competenti, che sono in primo luogo i sindaci, secondo il presidente di enti, consorzi, o anche a Bruxelles, ieri avevo collegato con Bruxelles molte volte, proprio per far capire che vogliamo anche capire, perché noi non sappiamo mai niente. Bonet, lei viene qua volentieri, lo dice sempre, perché riesce a spiegare anche quello che fa, quello che viene fatto, lo spreco, non c'è spreco, l'acqua è buona, non è buona, capisce che poi la gente a casa ha piacere di essere informata, e questo è l'importanza che deve avere la politica, di informare quello che fa il sindaco, deve dire quello che fa, no che io devo andare in Inter a vedere quello che fa il sindaco. Secondo me dovrebbe ritornare ai comitati di quartiere, perché una volta c'erano, dove la gente partecipava, perciò è inutile che poi venisse, io non so niente, tu invito, partecipi, puoi dire la tua. Invece noi abbiamo consigli comunali che non puoi parlare, devi solo ascoltare e magari avresti anche qualcosa da dire. C'è questo cittadino, quando hai ascoltato il sindaco, lo ascolta perché lo ferma per strada, ha il coraggio di fermare il sindaco, quello che non succede quando vai a livelli più alti, e sono tutta gente pagata da noi, vorrei ricordarle, maledetti quei telefonini sempre all'orecchio, Bonet, tutti hanno sto che è spento, ve lo posso assicurare, non c'è nessuno dall'altra parte, ma intanto ti dice stai lontano che sono occupato, mentre il sindaco come esce da casa si fiondano, lo beccano e dicono guarda vengo a trovarti, ma intanto lo fermano. E il sindaco, devo dire, la maggior parte
parte si ferma, perché sa che è il cittadino che l'ha eletto. È il rispetto che aveva Tina Anselmi quando tornava nel suo paese, che ascoltava perché loro l'avevano eletto. Perché manca questo ascolto, secondo lei, Sindaco, dalle parti più alte della politica? Sono inavvicinabili, introvabili, sono anche molte volte molto arroganti, senza capire che forse se hanno tutto quel po' di stipendio a merito di questi poveri cristi che ce la stanno mettendo tutta per sopravvivere. Prego, Sindaco. Ma guardi, io non giudico come si comportano gli altri, io le dico che è vero, dopo noi sindaci possiamo avere delle simpatie politiche di una parte o dell'altra, però siamo l'unico, cioè l'anello di collegamento, mettiamo così, tra il cittadino e tutte le altre istituzioni. È vero che ti fermano in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, a qualsiasi ora, è anche il bello di fare il sindaco, anche se alle volte può essere anche pesante. È bello quando riesci a risolvere anche i problemi più semplici, perché magari sono problemi importanti per quella persona. Magari un cittadino viene una volta sola nel corso di 5 anni per un problema, ma quando gliel'hai risolto è contento e quindi dice la politica funziona. Grazie al sindaco Stefano Soldà, sindaco di Pieve di Soligo, terzo mandato civica. Sentiamo come ci saluta il presidente Alessandro Bonnet, presidente Piave Servizi. Veloce, presidente, perché sono proprio in chiusura. Beh, io ti ringrazio, Mirella, per il servizio. Ti invito magari a fare una trasmissione proprio per spiegare i numeri. Quindi prima hai chiamato, hai detto ci sono i politici, ci sono i rappresentanti di categoria che parlano di numeri. Spieghiamo questi numeri, io sono disponibile, basta, la mia porta è sempre aperta, basta bussare e ci spieghiamo sui numeri, e così facciamo anche un servizio di pubblica utilità, cosa che tu fai sempre per i nostri cittadini. E quindi, oltre a ringraziarti, ti do uno spunto: facciamo una puntata sui numeri del PNRR, su quello che è stato investito sugli acquedotti, sulle fognature, con chi di dovere, quindi col consorzio sui corsi d'acqua, e vedrai che dopo, se non altro, i cittadini che vogliono ascoltare in maniera costruttiva beneficeranno di questo servizio. Grazie Presidente Alessandro Bonnet, lo sa che io ascolto molto quando parlate, perciò non si preoccupi che faremo anche questo. Grazie anche a Stefano Soldà, sindaco di Pieve di Soligo. E adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Fegato alla milanese. L'appendice del fegato, che nella tradizione romana viene chiamato calcagnetto, ideale per farlo alla veneziana, è molto pregiato in quanto non ha le venature tipiche della parte intera. Ingredienti per 4 persone: 4 fette di fegato di vitello, 80 grammi di burro, 2 pugni di pangrattato, un limone, un uovo, 3 cucchiai di olio d'oliva, un ciuffo di prezzemolo, 4 cucchiai di farina, sale e pepe. Mettete in un piatto il fegato con il prezzemolo tritato, il sale, il pepe, 3 cucchiai di olio e lasciatelo marinare per un'ora. Sbattete l'uovo con un pizzico di sale. Togliete dalla marinata il fegato. Passatelo nella farina. Poi nell'uovo e infine nel pangrattato, facendo molta attenzione a farlo aderire bene.
Ponete sul fuoco una padella con il burro. Quando questo inizierà a soffriggere, mettete le fette di fegato. Fatele dorare. Quando il fegato sarà cotto, mettetele su un foglio assorbente per togliere l'unto in eccesso. Quindi servite accompagnando con uno spicchio di limone. E buon appetito!